Dai. Tutti pronti? Allora, bene, perché non si poteva non vincere e si doveva assolutamente vincere e si è vinto. Nell'inizio, adesso vi saluto tutti quanti, voi lasciate il like nel frattempo, che sono quelli che riscaldano la live. Nel primo tempo, ragazzi, andatevi a vedere la reaction, se non l'avete vista l'ho postata. Oggi con i tempi ci troviamo perfettamente, perché voi avete già messo l'ora legale, io ancora no, quindi era presto al mattino, ma non troppo presto. Ho potuto fare la reaction, possiamo fare la nostra bella live senza interruzioni, poi me ne vado a faticare. Tutto bene sotto questo punto di vista. E nella reaction potete vedere che io nel primo tempo mi sono proprio entusiasmato, e dobbiamo dirlo, in un momento particolare del Napoli dove tutto guardiamo al microscopio. Guardiamo tutto al microscopio e quindi al microscopio guardiamo anche le cose buone. Domani ci sarà una bella analisi tattica che non vi potete perdere, perché ci sono state triangolazioni veloci, ho rivisto l'aggressione, ho visto gente convinta che voleva andare con una Salernitana che non era... Sì, è una squadra piccola, sì, hanno delle difficoltà sicuramente, però sono venuti con coraggio, ci hanno aspettato in casa loro con coraggio, con una formazione insomma zeppa di giocatori anche tecnici, ed è secondo me l'unica cosa che deve fare una squadra piccola che si deve salvare: ti difendi, chiedi ai tuoi giocatori più tecnici di fare un po' di sacrificio, ma quando riparti con convinzione e puoi sviluppare delle azioni. Quindi bisognava stare attenti anche in difesa. E ho visto un buon Napoli per gran parte del primo tempo. Nel secondo tempo, se voi andate a vedere, tutte le occasioni sono del Napoli: Raspadori, Politano, Zielinski, Simeone, e poi il gol di Elmas, parte poi il finalissimo dove Simeone è in fuorigioco. Loro non creano niente, però il Napoli un po' più in attesa, un po' meno arrembante, che ci piace o no, insomma, sprechiamo tanto. Io preferisco il Napoli che spreme. Vabbè, meglio che leggo le cose vostre, perché altrimenti non... Buona live, grazie Spino, un abbraccio a tutti, un abbraccio Blackish. Ho visto solo il primo tempo, ma voglio dire una cosa: riaggressione, esattamente. Nel secondo tempo l'ho vista un po' di meno, però quella sensazione buona del primo tempo, il famoso approccio, no? Di cui si parlava anche in post conferenza, e così. No, niente, non lo so, sarà stato un po' di polvere, non lo so, ha tutto a posto. Garzia, sì, il problema di Raspa e Osimhen, ma anche il 4-3-3. Ok, stiamo già analizzando parole di Garzia, voi mi tenete aggiornato, ovviamente. Tra un po' scende in campo la partita delle partite, che ci mette in difficoltà. Io qua chiedo voi, perché se l'Atalanta dovesse vincere, uno dice: oh loco, siamo solo a 4 punti dall'Inter, ok? E dimostri che l'Inter non ammazza il campionato e che trova delle difficoltà. Però ci sopravanza l'Atalanta e quindi si crea ancora più intruppo per quel quarto posto. Quindi da un certo punto di vista, se tu vuoi mandare un messaggio ai giocatori: ragazzi, crediamoci, le difficoltà iniziali ci sono fisiologiche, ma possiamo ancora dire la nostra per questo campionato, dovresti sperare una vittoria dell'Atalanta. Te ne freghi che perdi il quarto posto adesso,
però vedi quelle là davanti a te che arrancano. Purtroppo, e questa è la cosa vera e reale, è che ne sono troppe, quindi può steccare una ma le altre due no, e quindi si crea, la rincorsa è sempre difficile, la rincorsa è sempre stressante. Quindi da un certo punto di vista potrebbe essere addirittura meglio che l'Inter vince, mette una bella ipoteca sul campionato e almeno teniamo dietro l'Atalanta. Bene per esempio che il Bologna vince con la Lazio e quindi il Bologna si riavvicina, ma il Bologna farà una sua stagione, non perde il Bologna, non perde mai, farà una sua stagione molto dignitosa, ma non lo vedo sul lungo poi metterci in difficoltà per il quarto posto. Bravo Thiago Motta, però bene secondo me che una squadra come la Lazio si tenga più lontana possibile. Andiamo a leggere le vostre cose, non è un editoriale, non c'entra niente. Grosso Valerio, comunque a me la partita non è piaciuta, giocavamo contro una squadra allo sbando. Sì, però la squadra allo sbando ha vinto 4-0 contro una squadra ancora più allo sbando. A me, Alessandro, il valore dell'avversario è importante, però ragiona su, per esempio, un'altra squadra allo sbando che era l'Union Berlino. Lì vinciamo, però non mi piace proprio il Napoli perché non facciamo quella partita, non abbiamo fatto vedere delle cose interessanti, l'abbiamo svangata. Oggi invece no, oggi abbiamo dominati, oggi non abbiamo concesso praticamente niente. Meret quella respinta dove poteva anche bloccarlo onestamente, e abbiamo concesso veramente poco. Non siamo ancora brillanti? Sicuramente no. Lo saremo mai? Questa poi è la domanda che dobbiamo porci. Probabilmente no, perché secondo me stiamo capendo che il Napoli è un po' questo. Io facevo il paragone, il Napoli è Politano, cioè un Politano che è capace di sbagliare un gol a porta vuota e di farne uno bellissimo. Il Napoli è Anghissà, che oggi abbiamo rivisto in campo fare l'Anghissà, cioè recuperi palla, mettersi davanti, magari un po' lezioso in certi movimenti, la perde e poi la recupera un'altra volta, il famoso Anghissà attacca e stacca. E il Napoli oggi è attacca e stacca, quando accelera è sempre pericolosissimo, si vede che ci sono gli automatismi tra i giocatori, però non siamo proprio continui, non siamo un rullo compressore. L'ha detto Stampa. Buonasera amici bellini, lasciate like, che si vede dal canale. Vale un po' di dati: 14 punti in trasferta, più di tutti, media scudetto, gol più rapido del campionato 12 minuti, secondo quello di Rasps. Garcia ha parlato della riaggressione, già ci fa piacere, perché se poi alcune domande sono evitabili, non gli chiedi niente di che, alcune invece le chiede e Garcia non aveva risposto in maniera soddisfacente. Se comincia a farlo vuol dire che si sta rendendo conto, non che lui non lo sappia perché stiamo parlando di professionisti, ma si sta rendendo conto che nelle qualità di questa squadra c'è la possibilità di essere aggressivi in avanti, l'ha detto lui in conferenza, difendere in avanti. Poi noi vogliamo sottolineare solamente la rissa, tra virgolette, dove non si capiscono a livello dialettico, però lui l'aveva detto, di difendere in avanti. E questa è una cosa positiva. Piano piano ti rendi conto di quelli che sono i difetti di questa squadra e i pregi di questa squadra, perché non esiste nessuna squadra perfetta, e se tu limi i difetti o li nascondi facendo un altro tipo di gioco dove esalti le qualità, ci possiamo comunque divertire. Ci possiamo comunque divertire. Ah sì, aspetta, se vinciamo di conseguenza sale in classifica, sì, a Bele. Salvatore, Lorenzo si vede i tuoi video, ha dichiarato che puntiamo allo scudetto. Ragazzi, noi li conosciamo, non lo so se il capitano, Giovanni... ti voglio bene, ti apprezzo. Tu non lo vedi, ma qua, perché io lo spostai, gli amici Bellini sanno che stava là, ma qua c'è la tua effigie. Vieni a New York, ti offro una pizza. C'è Di Lorenzo che guarda, mo ve lo faccio vedere perché sapete di cosa si tratta, ma ve lo faccio vedere subito. È perché queste cose sono le cose più belle, non c'è proprio dubbio, ma ve lo faccio vedere. Ve lo faccio vedere, adesso ti dico anche gli XG, Valentina, subito ce li ho pronti, ma prima mi piace dire a Giovanni, che poi magari si recupera la live in nottata, non so, qualcuno gliela fa vedere, tutte le cose da fare al volo. Sì, mi devo togliere, tanto abbiamo tempo ragazzi, non c'è fretta oggi,
Oggi non c'è fretta, possiamo fare tutte le cose nostre. Voi nel frattempo lasciate like per la diretta. È gigante. È gigante, ma noi la restringiamo. È perché è girata, non è solo gigante, ma è anche girata. Ma io posso fare tutto in diretta, non c'è nessun problema, perché faccio transform, rotate, scudetto, tutto in diretta, scudetto, con Di Lorenzo che guarda lo scudetto, il famoso flag, no? Di Lorenzo che guarda lo scudetto e guarda il terzo scudetto. Ora il quarto sarebbe veramente leggendario, ma piano, andiamo piano. Ma quanto è importante Lobotka in mezzo al campo, Lobotka ovunque oggi, partita straordinaria, partita ai suoi livelli, partita veramente, veramente ben fatta, e questi gli XG che legittimano tranquillamente quello che fa il Napoli. Guardate quanti pallini, sono tante le azioni da gol, non tantissime quelle da vicino, quelle più pericolose. Il gol di Elmas ha un XG molto molto basso perché tira da lontanissimo, il gol di Raspadori un po' più alto perché siamo proprio al limite dell'area piccola, e poi tutti questi pallini, qualche tentativo da fuori, il tiro di Zielinski. Alla fine si può dire che Ochoa, come insomma chiesto nella reaction, è stato il migliore dei loro? Probabilmente sì, si può dire, perché Ochoa ha fatto la sua partita. Tra Ostigard e Nathan, a chi daresti più continuità al momento? Perché mi pare che il norvegese stia migliorando non poco. Sono d'accordo, mi è piaciuto più Ostigard che Rachmani, più che altro perché Rachmani l'ho visto forzare un po' il lancio un po' troppo. Non lo so se era una richiesta, e poi una richiesta di Garcia in quel momento o in questa specifica partita, perché magari il lancio a sventagliare che raggiunge Kvara è un'idea che non è sbagliata, si può fare e li metti in difficoltà, specialmente quando loro ti stanno spingendo in avanti, tu scavalchi tutto e raggiungi Kvara. Però l'ha forzata un po' troppo e non sempre benissimo. Ti dirò di più, Massimo, ad oggi una chance del ritorno, magari per far recuperare Rachmani ancora meglio, Ostigard e Nathan insieme, anche perché non voglio bloccare la crescita, come si dice, bloccare la crescita di Nathan, che era comunque stava facendo bene, e non lo voglio fermare, perché anche è uno dei nuovi. I nuovi ti portano entusiasmo, ti portano quella spinta, quindi addirittura mi giocherei un pochino più di rotazioni anche tra i centrali. Rachmani è sempre il titolare, ma lasciamolo recuperare con calma, e addirittura vedrei bene Ostigard e Nathan nella prossima. Poi ha recuperato anche Juan Jesus, quindi lo rivedremo, e su Juan Jesus ci sarà poi tutti i tifosi che non lo voglio vedere, eccetera eccetera. Si sono disuniti, Francesco, è vero. Ho visto dove, insomma, il pezzettino di video dove Bobo Vieri salutava, ringraziava. Mi ha fatto male vedere Kvara, che a mio parere ha costruito gran parte delle azioni serie, costretto a chiamare i compagni vicino per scaricare. Ho visto sia lui che Raspa lasciati soli. Interessante, Tore. C'è stato un momento, grazie sempre Tore, sempre gentilissimo. Poi ma fa che la videochiamata io, tu e Lucio la faremo, prometto che la faremo. È un periodo veramente tosto. Quante cose, non potete avere idea, quante cose. Sì, c'è stato un momento, e l'avete notato, non lo so, lo faccio vedere nella reaction, soprattutto nel primo tempo, dove Kvara c'è un'azione un po' confusa, non si capisce se l'arbitro aveva fermato l'azione o no. Kvara ha il pallone e nessuno si avvicina per lo scambio, e resta un po' da solo, e poi deve provare ovviamente sempre l'uno contro uno, gliela mettono in fallo laterale, e lui richiama proprio i compagni, dice oh, è Muim, muoviamoci, e l'arbitro lo richiama, dice stop, basta, questo non te la sta pigliando con te, se la sta pigliando con i compagni. Avrà il diritto Kvara di dire delle cose ai compagni come vuole lui. Raspa spesso lasciati soli, e nel primo tempo bene, invece nel primo tempo c'era questa gli scambi da vicino, le triangolazioni le ho viste. Nel secondo tempo hai ragione, perché si dava un pochino più palla a Kvara, risolvi qualcosa e noi accompagniamo, ma senza andare poi furiosissimi. E facevo notare, Olivera mi è piaciuto,
Olivera mi è piaciuto, però Olivera va sempre dentro e quindi Kvara deve sempre puntare l'uomo e non ha mai quella soluzione che è quella che funziona di più tra Politano e Di Lorenzo, perché lì veramente si alternano di continuo e una volta ti va dentro e una volta ti va all'esterno e mandi al manicomio il terzino. Invece Olivera va sempre dentro, va a chiudere perché lui pensa io la posso prendere di testa. A differenza di Mario Rui, che magari se gli va intorno può mettere un buon cross. Oggi Olivera ha messo un cross direttamente sul fondo. Quindi sono le caratteristiche che portano anche i giocatori, al di là di quelle che possono essere le richieste di Garzia, che li portano a fare dei movimenti in campo e lì lo isoli un pochino. Kvara non è il caso, perché poi perdi l'imprevedibilità che Kvara comunque ha, perché si è preso tantissimi falli e ha fatto comunque un'ottima partita. Il grande De Zerbi sta perdendo ancora. Azza pareggiato appena l'ho detto. Andrò controcorrente rispetto a molti commenti che leggo, ma quegli scambi rapidi al limite dell'area mi sono piaciuti assai. Sì, Diego, io così l'ho cominciata la live. Non so quando ti sei collegato. Ho rivisto delle buone trame. Poi chi vuole dare addosso a Garzia per forza dirà ma perché quelli giocatori sono forti? E allora non risolviamo mai. Cioè, quando c'è la trama, quando c'è la voglia di riaggredire, diamo anche a Garzia, perché altrimenti no, io non la voglio la riaggressione, lo deve dire chiaramente e noi diciamo ok, allora quello che stanno facendo i giocatori lo fanno di loro spontanea volontà. E invece no, quando ci sono le trame, quando si sviluppa bene, bisogna dare anche merito all'allenatore, che non poteva essere subito performante come dopo 2 anni che ha avuto Spalletti, ricordiamo, perché alle volte si fa un po' di confusione anche per difendere Garzia, alle volte si fa un po' di confusione. Spalletti cominciò troppo bene. Emiliano, benvenuto, sei dei nostri. Spalletti cominciò troppo bene perché fece quelle 8 vittorie consecutive, quindi si creò subito empatia, si creò subito fiducia nei mezzi dell'allenatore da parte del gruppo e da parte dei tifosi. Poi siamo andati un pochino in difficoltà nella fase finale del campionato, dove si poteva spingere, dove non c'era un padrone e ce la siamo giocati quasi fino alla fine, e lì ricordiamoci quello che abbiamo detto a Spalletti, perché serviva un po' più di coraggio, avevi ancora un Mertens che ti potevi spendere in un certo modo e non andò bene. Spalletti capisce probabilmente tutto quello che si può fare e si va a una stagione successiva dove non comincia altrettanto bene, perché li ricordiamo le 2 partite steccate con il Lecce e con la Fiorentina, però poi si va in una continuità assoluta e si fa una stagione incredibile e straordinaria. E nel frattempo io abbraccio e ringrazio Vittorio Pensa. Bene, dice lui, Vittorio pensa bene, esatto, pensa bene. L'Unione Berlino ha perso 0-3 in casa, mamma mia. Rincontreremo una squadra disperata. Sappiamo che le squadre disperate non sono facili da incontrare, però non possiamo permetterci, oramai questa purtroppo è la situazione, avendo steccato troppe partite non possiamo, al di là di quella che è la situazione di una panchina traballante che non ha sicurezza, si vede dal body language di Garzia, che lui quando vince comunque fa è andata, cioè, non è facile. Poi deve andare anche in contrasto con questo body language quando va in conferenza, e quindi magari esaspera anche un certo tipo di risposte per stare sulla difensiva, per cercare di non essere aggredito e attaccato da tutte le domande. Purtroppo questa è la situazione e ci troviamo in una condizione dove io onestamente ero fiducioso. Per Scaramanzia non si dice niente prima della partita, però ero onestamente fiducioso. Anche storicamente la Salernitana non rappresenta un problema gravissimo per il Napoli. Si affronta, si vince e si va a casa. Quindi ero fiducioso, però immaginavo, tu ti rendi conto quanto pesa poi questa partita se non fai punteggio pieno? Ecco, si comincia subito a parlare di esonero senza avere i rumors, senza avere poi un nome papabile che può venirci a prendere. Veramente non è facile. Ma nessuno parla di quante bastonate hanno ricevuto da quelle bestie salernitane, i nostri giocatori, con il benestare di un arbitro vergognoso. L'arbitraggio, Ivana, l'arbitro ha deciso di non ammonire mai, il che ovviamente con una squadra che si difende, una che attacca,
e se non ammonisci mai porti un vantaggio alla squadra che si difende, perché loro sono, se non lo sventoli mai il cartellino, arriva tardi il primo cartellino per la Salernitana e gli concedi di fare un pochino quello che vuole, e il Napoli attacca, il Napoli ha la palla, il Napoli prende mazzate. Quindi sotto questo punto di vista ci siamo. E lo avete detto che ci faranno vari articoli sul fatto che Olivera forse in fuorigioco, anche se poi la passa. Allora, bravissimo, Pardo stava in brodo di giuggiole, bravo Pietro, io sono preparato, io sono preparatissimo. Questa è una pagina X che parla proprio di errori arbitrali e credo, voglio sperare, perché ho letto altre cose, non mi sembrano schierati né da una parte né da un'altra. Salernitana-Napoli, grave errore dell'assistente che non vede il fuorigioco di Olivera sul passaggio di Lorenzo. Ci sta il fuorigioco. Si aggiunge da protocollo VAR, essendoci stato un recupero del pallone della Salernitana e 2 passaggi completi, l'errore non può essere corretto dalla tecnologia. Quindi il VAR non può intervenire perché l'azione è stata spezzata e poi è stata ricominciata. Doveva, ed era abbastanza evidente, lo possiamo dire tranquillamente, doveva intervenire subito l'arbitro. Ecco una grave falla del famoso protocollo, perché diciamo ai guardalinee di non intervenire, lascia finire l'azione, perché poi tanto si può sempre intervenire dopo, se la fermi prima e non era fuori gioco ci sono le proteste della squadra in attacco. Quindi lui aspetta, anche se vedete il fermo immagine sembra proprio non guardare la linea, sta guardando il pallone, il guardalinee, quindi quello è l'errore. Lui aspetta, l'azione si sviluppa, l'azione viene interrotta dalla Salernitana, il Napoli la riconquista, la riaggressione, di conseguenza tutto fatto e tutto regolare dopo l'errore che non viene segnato, insomma l'errore del guardalinee che ci sta e lo dobbiamo dire tranquillamente. Quindi vai, a sprazzi non sento, è solo un problema mio, fammi sapere Vittorio, perché vediamo se anche gli altri. Io sono in condizioni abbastanza ottimali come frame per second e fatemi sentire gli altri se sentono bene. Ancora un po' e si parlerà del primo gol del Napoli. È vero, si parla più del gol del Napoli che non quella là, che è proprio evidente, insomma, col bicipite di Pulisic o Pulisic. Ok, Gianluca sente bene. Meno male che abbiamo segnato il secondo, se non ero capace di dire brava Rossana, no, ma poi importantissimo anche perché arriva in un momento in cui la Salernitana stava cercando di fare un pochino più di forcing. Tutto bene, si sente alla grande, tutto a posto. Ok, allora Vittorio, prova tu a staccare e riattaccare, a volte basta riavviare il browser, non so se sei da telefonino. Un abbraccione a Vincenzone, doveva alzare la bandierina al primo recupero. Opinione su Ciao Na, per me la versione pro di Anghissà, quella in scarpini e senza ciabatte, è un bel profilo, bello tosto, ha corso tantissimo. Sono dei giocatori, ci sono dei giocatori di qualità, anche Koulibaly ha fatto una bella partita, però ovviamente per dire versione di Anghissà mi deve dare quella continuità che non mi dà Anghissà, perché lo sappiamo che Anghissà, se fosse continuo, lo metti in un Barcellona, lo metti in un Manchester City a fare quello che sa fare per 95 minuti. In questo momento io mi tengo Anghissà perché so quello che mi può dare e spero che con il recupero totale anche fisicamente, perché ricordiamo che questa è la prima partita dove poi la gioca tutta e quindi ha rimesso un po' di minutaggio, e speriamo, però l'ho visto in crescendo Anghissà, quindi speriamo che ci possa dare tanto. Allora, hanno giocato 13 minuti, poi il resto Garcia out. Vabbè, purtroppo io non posso convincervi tutti di cercare almeno di essere un pochino più profondi nell'analisi. Se noi liquidiamo tutti con Garcia out ci troviamo in difficoltà, ragazzi, perché se tu mi dici solo Garcia out mi devi dire chi viene, mi devi dire come la risolvi a livello di ingaggio, se Garcia si deve dimettere, perché poi abbiamo saputo che ci sono delle clausole, se non vai in Champions probabilmente si può rescindere, se non passi i gironi, ci hanno fatto sapere delle clausole su Repubblica,
Però è un po' troppo semplice Garcia out, noi cerchiamo di alzarlo il livello, facciamo l'analisi, altrimenti è troppo facile, non riusciamo a fare contenuti. Prendiamo sicurezza e andiamo avanti così. Anche di cortomuso va bene, basta non mollare un centimetro. Ha aggiunto bravo Elif, bel gol, oggi è entrato alla panchina, Pazzini gli chiede di Osi, mister quando ritorna è un problema, ma Roma dicono sempre la stessa cosa e dite sempre la stessa cosa e l'anno scorso dicevamo la stessa cosa e quando ritorna Osimhen come si fa a togliere Raspadori in queste condizioni, Simeone che segna sempre. È meglio averli, ragazzi, è meglio averli, non è un problema, Osimhen non è mai un problema quando ce l'hai, anche perché poi non sai per quanto tempo ancora lo avrai, se viene un'offerta a gennaio, se a gennaio lui ritorna e poi se ne va di nuovo in Coppa d'Africa, quindi una partita si fa, è proprio un non problema. Raspadori sta performando, ha detto sì, ma meglio sempre averli. Allora, ecco perché io dico Garcia out, cerco di dire, ma quello è come se parlate con me. Parlate con me che vi dico le stesse cose che dice Garcia. Ci sta Giampiero Ventura e stiamo a posto. No, Pasquale, non l'ho sentito. Ha lanciato una bomba rimasta in sordina per gli opinionisti in Il problema di Raspadori è il 4-3-3. Ma io la capisco questa dichiarazione, la voglio risentire con le mie orecchie per capire all'interno della domanda lui come la sviluppa, ma questa dichiarazione è facile da capire. Il problema di Raspadori è il 4-3 perché? Perché quando ti torna Osimhen, tu Raspadori nel 4-3 lo cerchi di adattare ala, non funziona. Nell'ideale situazione, tu hai un Raspadori che ti può fare il titolare nel 4-2-3-1 dietro a Osimhen e stai a posto. E c'hai Simeone che ti può entrare al posto della punta, nella situazione ideale. È chiaro che può essere una frecciata da ADL, perché se ADL ha impostato tutto il suo discorso, bisogna fare il 4-3-3, non c'è altra strada, destini forti, 4-3-3 forti, è chiaro, no? Che tu limiti il raggio d'azione del tuo allenatore e lui si sente un po' in difficoltà, magari aveva tutta un'idea, se li conosce, se li studia e dice io posso giostrarli così e magari trovo più equilibrio. D'altra parte, ragazzi, con il Milan 4-2-3-1 molto molto meglio. Ma io scavalco tutto questo e spero che qualcuno glielo dica ad ADL di scavalcare anche lui questa convinzione, perché più del modulo, più dei numeretti è l'idea di gioco, è l'atteggiamento in campo, è l'essere propositivi, è avere il coraggio di riaggredire con il 4-3-3, con il 4-2-3-1, con il 4-2-4, con il 4-4-2, con il 3-4-2-1 di Palladina memoria, con il 3-5-2 di Inzaghi. Basta che tu hai questa voglia di riaggredire e non ti abbassi troppo con paura e si può fare un ottimo calcio con tutti i moduli possibili. Io sono anche molto molto eccitato all'idea di cambiare modulo, perché oramai il 4-3 bene o male abbiamo capito come si muove. Mi farebbe piacere a me, da amante della tattica che voglio imparare delle cose nuove, e lo posso solo imparare, sì, puoi leggere dei libri, puoi studiare dei video, ma lo capisci quando guardi la tua squadra dentro e fuori, come si muovono, eccetera, eccetera. Oggi abbiamo rivisto Zielinski in primo pressing aiutare Raspadori, come si è sempre fatto, come si faceva anche all'epoca di Gattuso. Quindi mi sconfinferà anche l'idea di avere un cambio modulo e vedere la difesa a 3 come si può muovere, però quando le cose funzionano non muoviamo niente. 4-2-3-1 facciamo fuori Zielinski, esatto, perché poi se vuoi sfruttare Raspadori sotto punta fai fuori Zielinski, che è uno dei migliori Zielinski che c'è stato nel Napoli, quindi veramente è difficile, veramente è difficile pensare. Quante palle minuti di Garcia con Spalletti facevano tutti e due i modi dell'occorrenza. Esatto, Pio, esattamente. E quando in questi giorni i giornali, i blog dicevano Garcia sta pensando a un cambio di modulo, guardatevelo il video di prepartita che vi faccio io, perché sì, vi parlo delle parole di Garcia, ma poi alla fine apro la lagnetta tattica e vi metto i giocatori così come... Poi oggi li ho indovinati tutti e 11, magari un paio li posso sbagliare, ma non credo che Garcia sia un allenatore imprevedibile alla Guardiola, che poi mentre sta facendo una cosa che funziona benissimo è capace che in una partita decisiva cambia tutto e ti imposta tutta l'azione, o anche Ancelotti che era più imprevedibile perché non sai mai come vuole sviluppare.
Gassi è prevedibilissimo, come era prevedibilissimo Spalletti, come era prevedibilissimo Sarri, quindi nel fare i vari paragoni con i giocatori era prevedibile anche Gattuso, a parte quando ebbe quell'emergenza totale dove dovemmo metterci anche a tre, ricordate Elmas tutta fascia sulla sinistra terzina, è facile. Buonasera Ottavio, quest'anno che stai? Alti e bassi, non male questo Ostigard, mi dà più sicurezza di Nathan, l'hai detto, e infatti ne abbiamo parlato anche di questo. Di Lorenzo, giochiamo per rivincere lo scudetto, oggi molto meglio, anzi direi bene, però spiegatemi quell'orrendo contropiede. Lo so, lì mi sono arrabbiato tantissimo perché devi chiudere la partita non era in discussione perché avevi già fatto il secondo gol, però mancano quei minuti finali che sono i minuti della confusione. Il Napoli è una squadra che sta dimostrando di reggere nei minuti finali molto spesso, però non siamo quelli là proprio ci mettiamo a fare la lotta nella confusione, non è proprio il nostro forte. Di conseguenza immaginate magari entrava una palla sporca e poi si andava nella psicosi generale degli ultimi minuti. No, devi fare il 3-0 assolutamente. Lobotka non lo so se aveva ancora modo di avanzare perché lo stavano recuperando. Lobotka ha fatto una partita incredibile. È Simeone là che deve capire che deve rallentare un po' la corsa. È Simeone che deve capire sto davanti al pallone, ed era leggibile, non c'era più nessuno. O Lobotka la deve passare prima del centrocampo e non so se c'erano i tempi, o Simeone deve aspettare un attimo, dopodiché ovviamente se la controlla anche Maluccio, se la allunga poi la tira fuori. Brutta azione questa, assolutamente. Scappo ma vi recupero, domanda per Guido, sono curioso di sapere la statistica sui tiri impallati di Raspa, nonostante la velocità di tiro che ha, me lo ricordo molto spesso contrastato. Sì, lo chiudono spesso, lì secondo me è anche una questione di fisicità, perché essendo Raspadori piccolino è facile mettersi davanti, andare ad accorciare vicino a lui, mentre un Osimhen che più ampio, la falcata anche con le braccia, magari mentre si gira ti tiene a distanza. Raspadori, essendo più piccolino, è tosto, ma essendo più piccolino tu riesci ad avvicinarti un pochino e a chiudere. Sì, e la velocità di tiro che ha sicuramente lo porta poi a essere veramente devastante da prima punta. Condivido con Francesco, il contropiede 4-0 devi fare gol. Chiedere a quelli che la tattica di Garcia tante volte sono anche le decisioni dei giocatori a cambiare aspetto della partita. Certo Andrea, non c'è dubbio. Noi facciamo le pulci veramente a tutto e a tutti, anche ai giocatori nostri preferiti. Quando abbiamo delle preferenze, è normale avere delle preferenze da tifosi, no? È chiaro, no? Che se tu dici 77, io quando ho fatto questa maglietta, la cosa, l'ho fluido così, l'azzurro, alla fine sembra un 77 e non è un caso, perché sono innamorato perso. Poi mi piace molto anche la questione Elmas, Zielinski, no? Io vi ho detto, no, alla fine ho deciso, Elmas non è che sono innamorato, Elmas è proprio forte e lo dimostra proprio spesso. Magari su Zielinski, ecco, vi potevo dire, magari c'ho il debole per come tocca il pallone e gli concedo anche qualche pausa all'interno della partita. Se ne sta prendendo sempre di meno Zielinski quest'anno di pause, e quindi non dobbiamo avere delle convinzioni troppo definite, no? Olivera, io preferisco Mario, ma Olivera ha fatto una ottima partita oggi, specialmente in fase difensiva. Con calma, sono tutti giocatori nostri, quindi prendiamoceli e analizziamoli come. E i due contropiedi in superiorità personali sono occasioni che non puoi sprecare, esattamente. Non pensi che Zielinski sia calato troppo negli ultimi 25 metri? Sarebbe bello che analizzassi le percentuali di tiro in porta negli ultimi 5 anni. Bella, Michele, come possibilità. Io spero di avere dei contatti anche con nuovi portali che hanno ancora più numeri. Con SofaScore abbiamo dei numeri interessanti, con il sito della Serie A c'è Freb che pure porta un sacco di numeri. È bella la richiesta. Sia calato negli ultimi 25 metri. Ricordiamo che uno dei momenti di crescita di Spalletti è capire nel secondo anno, secondo me, se io abbasso Zielinski di quei 5-6 metri, gli do un pochino più di raggio d'azione, mi sviluppa un pochino meglio l'azione si sviluppa più fluida, lui perde ovviamente contatto con la porta,
perché lo allontani un pochino, però ne guadagna l'azione generale. Zielinski comunque ad oggi ha il record, credo, in Serie A di azioni da gol create, crea i presupposti, non è necessariamente l'assist, ma magari è un passaggio che scavalca 2 o 3 di loro, è un passaggio che mette a tu per tu, insomma, un esterno per il cross, quindi crea il presupposto. Comunque Zielinski lo sta facendo, e quindi anche partire un po' più da dietro, magari gli togli qualche gol, ma ne guadagna la manovra e lo sviluppo. E che scherzi, Vincenzo, e che scherzi. Questo è importante che ritorni come tema, perché noi si parla di Zielinski, ovviamente, si parla di Osimhen, ovviamente, si deve parlare anche di Kvara. Mi pare che Del Genio disse che il 22esimo per stipendio in rosa. Avere 21 giocatori che guadagnano di più di Kvara, quando Kvara è 17esimo nella classifica del pallone d'oro, mi sembra un po'... Poi lui ha deciso il contratto, i contratti vanno rispettati, va benissimo, ma è un illogico calcistico che tu non puoi perpetuare troppo a lungo, perché poi arriva il momento in cui capita la partita storta, la sostituzione che non ti va giù, e tu giocatore, anche inconsciamente, te la prendi anche un po' con i compagni, oltre a prendertela con l'allenatore, ma dici, ma vira a Kist che guadagna più di me, che magari non risolve le partite, entra, mi toglie minutaggio e ha già pure guadagna meno di lui, non si fa. Tu lo dovresti blindare, non dico con le famose clausole alla spagnola da 1 bilione, perché non è proprio roba del Napoli, però un Kvara è un Elmas, assolutamente, quasi deve capire che si vuole fare. Elmas è un lusso, avere un panchinario di questa portata, con questa esperienza internazionale, un punto di riferimento della sua nazionale, c'ha tante partite anche in Europa, non crea problemi nonostante sia sempre panchinaro, a parte quella storia su Instagram che lo fece anche in maniera abbastanza leggera, la panchina è il mio primo amore, veramente è un peccato. Alessandro Ludovico. Sei tornato alla carica, ma va bene dirlo, va bene farlo, almeno esatto, torniamo con un pochino più di entusiasmo. Secondo me è una chiave importante le parole di Di Lorenzo che dice noi vogliamo lottare per quella roba là, che lo dica o non lo dica l'allenatore, perché l'allenatore ovviamente cerca di mandare... Io ho notato questo, Alessà, l'allenatore più che i messaggi ai giocatori, cosa che faceva Spalletti, quando è in conferenza manda dei messaggi a noi tifosi, a noi dell'ambiente, a loro dell'ambiente giornalistico, e dei messaggi che riportino l'equilibrio tra quello che dice ADL e quello che chiede ADL. Perché ADL gli chiede voglio andare in finale di Champions, sei arrivato in finale di Champions, alla semifinale, vabbè, a finale ti sta bene così. Nel frattempo ci fa sapere Garcia ad ogni piè sospinto, a me mi hanno chiesto di entrare tra i primi 4, quindi non è che si parla di fallimento se arrivo terzo eccetera eccetera. Quindi lui più che dare dei segnali ai giocatori li dà a tutto il resto per difendere il suo lavoro. È un atteggiamento che può piacere o meno, però è importante per me sapere che invece il gruppo squadra magari ci crede ancora, magari cerca di dare il massimo, e magari il famoso patto di Halloween ho letto anche questo, ogni tanto fanno il patto di qualcosa, e quando si legge il patto non è mai una cosa buona. Che l'abbiamo letto il patto scudetto l'anno scorso, no, non c'era bisogno di fare nessun patto, si vince e basta. Buonasera a tutti, tranne le persone con la fronte a forma di televideo. E chi sarebbe? Non lo so, a chi ti riferisci? Ha inviato un vocale, adesso li ascoltiamo i vocali. Esattamente, Gioletta, è quello il suo punto di forza, il colpo di testa. Andiamo a vedere. Nel frattempo Vincenzo mi manda anche un video che recupererò, magari sono le parole di Garcia. Vocali, c'è prima un vocale di Davide. Ciao amici bellini, un'osservazione. Chi critica anche su questa partita lo reputo contro il Napoli, non a favore del Napoli, perché è una partita vinta bene e chi ha sbagliato
sono stati singoli, non la squadra, in attacco a non buttarla dentro. Poi possiamo parlare di qualche giocatore un po' sottotono, tipo Anghissà e Zelu, ma per il resto è stata un'ottima partita per me. Questo è il classico telefonino Android che fa passare i suoni così. No, sono d'accordo, Davide, alla fine poteva essere una vittoria più larga, si poteva chiudere prima. Ma bisogna un attimo essere precisi, altrimenti passano messaggi poco chiari alla community, a te. Garzia ha detto che il 4-3-3 non è un problema, i ragazzi lo conoscono a memoria, ma anche gli avversari che ti studiano, quindi bisogna avere alternative per poter venire a capo delle partite come contro il Milan. Chiaro, chiarissimo Fabio, ed è giusto così, perché, ma questo era un problema che avevamo anche l'anno scorso. Poi eravamo straripanti e ci conoscevano anche l'anno scorso. È un problema che si ripete ogni volta che c'è un Napoli che domina. Tu insisti su quella cosa lì. Dopo che Sarri cambia modulo e toglie il trequartista da mezzo, 4-3-3, Napoli velocissimo, Napoli straripante, ti conoscono, ti studiano e cercano di bloccarti le fonti di gioco. Uguale con Spalletti. Poi devi essere, quando Garzia a inizio anno ci dice questo e dice io voglio dei giocatori che sono calcisticamente preparati, che hanno cultura calcistica anche tattica e quindi essere in grado di essere un pochino più duttili, io sono contento. Non dico che quando giochiamo con la Lazio, la famosa gabbia su Lobotka, ve lo ricordate benissimo, che ci bloccò con il Napoli di Spalletti, ci bloccò Lobotka, andammo un pochino in crisi. Quando il pallone passa meno per Lobotka, io credo e spero che ci fosse una ricerca per avere la soluzione alternativa, perché la devi avere la soluzione alternativa. Quando c'è Osimhen c'hai anche quell'altra soluzione della pallata, e però devi poi riaggredirlo, perché se gli fai la pallata in solitaria, Osimhen non è Superman che le può fare tutte. Se aggredisci tutti insieme, vedete la convinzione, lo spirito della spinta e del coraggio, li metti in difficoltà e vai veramente, ti possono studiare quanto vogliono, ma non vieni a capo di un Napoli convinto e arrembante, perché veramente i giocatori sono forti e non possiamo dire il contrario. Domanda per Guido: cosa fare per recuperare completamente Elmas nel progetto? Si può fare o è già in partenza? Me la salvo per quando arriverà Guido, Jacopo. Buonasera Forza Napoli, che dribblomani, buon atteggiamento e partita combattuta. Penso che Kvara con oggi conferma il numero di dribbling provati, insomma il primo in Serie A per dribbling provati e credo anche per dribbling riusciti, quindi conferma con la partita di oggi. Anche se quest'anno sembra Leao, parte e sul più bello si ricorda di aggiustare il codino. Questo è un problema, Gianlu. Speriamo che saranno sempre di meno i momenti di pausa. Io non mi aspetto che diventi improvvisamente sempre continuo per 95 minuti, ma che siano sempre di meno i momenti di pausa quando lo recuperiamo fisicamente al 100% e che ci dia il più possibile continuità nella partita, perché è troppo importante, chissà, quando capisce di andare a supporto anche sulla sinistra e quindi si crea più densità sul lato forte e quindi permetti anche a Di Lorenzo a fare la mezzala a destra non è solamente la partita singola, hai sbagliato il passaggio o non hai fatto il contrasto, è il capire dove andare a fare certi movimenti, quale spazio andare ad occupare quando hai la palla e quando non ce l'hai. Quindi è un ruolo delicato la mezzala destra, come la mezzala sinistra, perché Zelinski fa tutto quel gioco molto molto cerebrale, non è facile giocare. Questa è una cosa che ci aveva imparato, che aveva imparato Spalletti e che ci aveva insegnato. È più facile per gli altri allenatori mettersi lì ad aspettarti e poi farti il contropiede. Noi che invece siamo squadra che tiene il pallone e che deve creare, abbiamo molti più grattacapi, dobbiamo studiare molto di più tutte le soluzioni e quindi ovviamente una squadra che crea gioco, che ha nel suo DNA il fatto di creare e di essere dominante, deve studiare di più, deve creare più presupposti e deve sempre avere un'alternativa quando il piano A non funziona. Però non ci si annoia, sì, questo dobbiamo dire, non ci si annoia mai con il Napoli. Ottima gara dell'Infingardo, che non è un Infingardo,
di Ostigardo. Metterei in evidenza anche la prestazione di Ostigard. Lo stiamo facendo, lo hanno detto molti amici bellini, anche a me è piaciuto molto. Allora, Gianmarco, hai letto di Veiga che vuole andare via dall'Arabia ma non può tornare in Europa? Godo. Allora, l'ho letto, non so quanto sia attendibile onestamente. È facile se non arrivano i numeri, anche perché ci sarà qualcuno che sicuramente starà seguendo con assiduità il campionato arabo. Io onestamente no, al massimo guardo degli highlights quando succedono delle cose particolari. Non lo seguo, non ho intenzione di seguire, anzi mi dissero non ti dimenticare di togliere il follow, di togliere il segui a Veiga perché non se lo merita proprio, il ragazzo è andato di là, quindi ho tolto il follow e non lo sto seguendo. È facile immaginare che magari una confidenza l'abbia fatta a degli amici oppure non è contento, così è giusto che si possa pentire della scelta. Attenzione però non può tornare più in Europa perché avevo sentito che c'era la possibilità che andasse al Newcastle, perché quello, il fondo è sempre quello, e quindi sì, esiste l'Arabia Saudita con i giocatori in Arabia Saudita, ma esiste un'Arabia Saudita che invece è già in Europa e con il Newcastle loro possono muovere, fare stessa cosa con il Chelsea, quindi sono comunque dei movimenti non pulitissimi di calciomercato e non credo, vista la gioventù di Veiga, che si sia giocato la carriera. Veiga recupererà e magari in una situazione un pochino più logica per la sua età si recupererà, se magari non è tanto colpa sua. Io questo che non mi accanisco contro Veiga, perché secondo me almeno la mia ricostruzione, un po' da quello che ci aveva detto Fabrizio Romano, un po' da quello che abbiamo potuto capire, il Napoli non vendendo Zielinski non affonda il colpo e magari dice queste sono le condizioni, se tu accetti è bene, se no noi abbiamo Zielinski, quindi non ci serve Veiga. Nel momento in cui tu non affondi ci sono i momenti di attesa e la rabbia si inserisce, ma Veiga avrebbe detto di sì al Napoli, Veiga dice di sì in Arabia perché poi invece che l'occasione di Champions per Veiga c'ha l'occasione economica. Non me la prendo tanto con il ragazzo onestamente, non mi interessa. Il gioco di Garcia fa cagare, questo è un punto fermo, anche se dei piccolissimi oggi li ho visti. Ciao Valerio, quest'anno le partite del Napoli mi stanno annoiando, preferivo quando si perdeva ma almeno si mostrava un bel gioco. Un abbraccio a tutti. No Nino, calma, si perdeva poco, non è che uno preferisce, tu devi preferire il bel gioco a prescindere, poi devi preferire un bel gioco dove si vince. Se si perde poco e si fa il bel gioco e si vince tanto, tu te la godi e chiaramente ce la godiamo tutti. Annoiarsi, io non mi annoio, io forse anche perché c'è la richiesta da parte di me stesso anche di fare l'analisi, quindi anche una partita noiosa dove magari non ti esprimi bene, non è una bellissima partita, io comunque trovo un interesse nel capire i movimenti, nel capire la differenza rispetto alla partita precedente, il provare a immaginare la partita successiva. Ci sono delle partite che non mi sono piaciute e le abbiamo sgusciate, le abbiamo sviscerate durante questo inizio di campionato, quella col il finale col Braga, la stessa partita con l'Union Berlino, alcune cose all'interno della partita col Genoa, la partita con la Lazio, ci sono cose horror proprio che non mi sono piaciute. La partita di oggi non mi sento di catalogarla in queste partite qua. Quella partita di oggi entra nel catalogo della partita col Verona, della partita con l'Udinese, però con più gol sprecati perché si poteva chiudere prima, le azioni parlano chiaro. Token nessuno sceglie Valerio, li leggo come li leggi tu a display, magari molti ne esatto, sì, potete riscrivere ragazzi, ascoltate il mod Fabio Versatile, io non seleziono, scorre improvvisamente, clicco a volte a caso e a volte scelgo perché mi sembra una domanda che può aprire un dibattito, alle volte no, va bene così. Per me Raspadori sarà il titolare del Napoli l'anno prossimo, tu vendi Osimhen 80-90, prendi un attaccante medio a 20 e poi a 20 e poi pensi ad altri reparti. Andarsi così sarei in parte d'accordo. Senza dubbio, Luis, 80-90 magari. Ora tu devi sfruttare appieno il fatto che lui sia arrivato ottavo nel pallone d'oro, mica è poco. È chiaro che poi magari arrivano tutti i voti
dei paesi africani che si mettono tutti insieme perché sale il valore del calcio africano in generale. Poi se andate a vedere i voti sono successe cose strane perché a parte i voti scontati, la Norvegia vota Haaland, l'Argentina vota Messi e poi vedi la Francia che ha votato Holland, se non sbaglio, cioè non ha votato, o ha votato Messi, non hanno votato Mbappé. Quindi anche lì sui voti del pallone d'oro è un po' più politica che altro. Però tu adesso devi sfruttare, cioè devi cercare di sottolineare quanto è forte Osimhen e quanto è impattante Osimhen, senza poi cercando un po' di nascondere il fatto che ti salta su 4 anni, ti salta praticamente un campionato, perché ti salta troppe partite, perché è un ragazzo purtroppo problematico, e lo abbiamo visto perché si porta dietro un po' di polemiche in generale che non fanno bene. Alcune squadre preferiscono non puntare su quelli, se hanno da scegliere tra due giocatori potenzialmente dallo stesso valore tecnico, scelgono quello meno problematico. Quindi non lo so se si riuscirà ad arrivare a 80-90 milioni, sarebbe un bel colpo, onestamente. E io ripeto, lo dissi un po' come provocazione, ma un po' ci credevo: vendi Osimhen, fai lo stadio e c'hai Raspadori, Simeone, punto. Lo potevi fare, adesso ovviamente non è nei piani del Napoli fare lo stadio. Vendi Osimhen, ti fai il resto della squadra per gli anni prossimi, senza dubbio. Sì, Riccardo, fa già parecchio freddo qua, gli scaldamenti ancora non sono funzionati, ma c'ho le luci che mi aiutano a... Il flop di Veiga, scontento. Chiediamo ai due russi che hanno fatto lo scherzo di farlo anche a Garcia per sapere le idee tattiche. Allora, Rudy Garcia, il Manuel parlato degli allenatori. Vabbè, Hassan, tu sei una sorta di provocatore che cerchi poi di farmi dire delle cose, non ti seguo e se non fai il bravo. Kvara sta facendo troppi dribbling nulli, prende esempio da Elmas, doppio passo sulla palla, adesso tiro gol. Kvara si intestardisce troppo e dribbla, a mio parere condivisibile, amico mio, ma ti ricordo che Kvara li deve fare perché se sblocchi la partita col Berlino è perché Kvara prova un ulteriore dribbling e non si stanca mai di provarlo e non ha mai paura che poi un domani gli si dica ma tu fai sempre su dribbling e non ti riesce, ti sei incaponito nel dribbling. Per fortuna che Kvara prova questi dribbling, perché è chiaro, non ti va bene, risultano nulli, ma se ti va bene, hai creato la superiorità numerica, ti sei lasciato due di loro alle spalle e se si sono mossi bene i tuoi compagni hai creato un presupposto incredibile per fare gol. Insisto, e dobbiamo ricordarlo sempre, se lo aiuti con i movimenti senza palla intorno, come fa meglio Mario Rui rispetto ad Olivera, Kvara non è costretto a fare i dribbling nulli, può avere uno scarico e può avere un appoggio. Se non lo aiutano e lo lasciano isolato, vuol dire che un po' si fidano del ragazzo e vuol dire che un po' si mantengono la palla e aspettano per un eventuale dribbling non riuscito di essere già pronti con le preventive. Su Elmas è chiaro, non ti posso dire niente, è stato efficacissimo e non c'è problema. Quest'anno non ci si annoia, ci si intossica alcune volte. Sì, ma è così, essere tifosi del Napoli, ma non è che tutti gli anni sembra alla grande. Va bene, va benissimo. Esatto, io mi prendo una libertà e metto l'utente in time out, perché poi non esistono solamente gli utenti che vanno bannati perché insultano, esistono anche gli utenti che distraggono e invece di farmi, hai ragione, invece di farmi leggere magari un messaggio interessante dove si alza il livello, time out, se poi continui, ban. E andiamo avanti, perché il canale è più importante, la qualità del canale è più importante dei numeri del canale. Ci tengo moltissimo, non devo. Il mio obiettivo è superare la tiratura di Tutto Sport. Quindi se arriviamo a 20.000 già ci avviciniamo alla tiratura devo essere più grande di Tutto Sport. È il mio obiettivo personale. Ma se devo fare i numeri con gente che di qualità ne ha poca, mi tengo i numeri che ho e vanno più che bene. 252? No, è finito. Situazione problematica perché
Riccardo, dobbiamo capire questa situazione familiare con il cognato che continua a denunciare cose gravi, cose strane, la polizia segreta in Nigeria, cioè con le connessioni tu puoi fare delle cose, non è chiaro, non è proprio chiaro ed è inutile fare delle ipotesi perché non abbiamo proprio idea in quale condizioni vige il governo, come si muovono lì a livello giudiziario, non ho proprio idea, e perché poi con quali basi Osimhen avrebbe fatto arrestare la sorella con il cognato per la questione dei cioè veramente non so dove appoggiarlo proprio a livello logico e legale, con quali basi la fai arrestare e l'arresta senza aver commesso nessun crimine, quindi è una situazione molto molto grigia, molto fusca, come diceva Gennaro D'Auria, e veramente non si può gestire in soldoni, essendo una situazione poco chiara. Non è il massimo, è una squadra, un top club ci pensa due volte, e un po' questa cosa vi deve far pensare quando Cavani insomma fu scelto da Paris Saint-Germain, poi solo nel finale della carriera andò al Manchester United, avrebbe potuto fare probabilmente una carriera, Cavani avrebbe potuto fare una carriera a livello di Lewandowski, a livello di Benzema, e invece non l'ha fatto perché anche lui probabilmente fuori dal campo non era proprio uno stinco di santo. È grande grande personaggio che ho avuto l'onore di incontrare, o anche composi anche delle musiche per un video di Gennaro D'Auria che potete andare a vedere. Lo trovate come Gennaro D'Auria la bambola assassina. Io sono presente in quella escursione dove andavamo alla ricerca della bambola assassina in un bosco e ci stavano le musiche e feci una musica tipo un po' spaventosa. Andatevi a vedere le cose di Gennaro D'Auria. Valerio, sì, tutto a posto. Fa freddo, l'ho detto che fa freddo. Riccardo, quanti voti della Giarisce? Sei distratto allora. Allora, partiamo dai punti positivi. 3 punti, la difesa non ha preso gol, quello che aveva chiesto Garcia, più Elmas ha avuto il suo spazio. Inter Atalanta preferirà il pareggio, ricresce l'entusiasmo e siamo quarti. In effetti, mentre facevamo questo discorso di meglio se vince l'Inter così l'Atalanta non ti supera, oppure meglio che vince l'Atalanta così vedi almeno l'Inter, però se perde l'Inter è capace che poi vince la Juventus e si mette sopra la Juventus e diventa ancora più difficile la situazione per lo scudetto. In effetti un pareggio potrebbe essere interessante perché recuperi 2 punti su entrambe in questa giornata, e io ascolto un altro vocale perché poi sono la tosse. Buonasera amici bellini, domanda anche per Guido: cosa fare per recuperare Elmas nel progetto squadra? Si può fare o è già in partenza? Grazie, ciao. Grazie mille Jacopo, me la sono segnato questa tua domanda su Elmas e te la appena arriva Guido. Fa freddo 0 tiri nello specchio, 28 minuti stanno accesi. Mi state parlando, penso, della partita di Atalanta-Inter, che poi io non mi ricordo manco se ho messo Scamacca, se l'ho tolto perché per il mio fantacalcio, ma Atalanta-Inter 28esimo, siamo a 0.06 di XG Atalanta, 0.0 per l'Inter. Allora, Giorgione, ti faccio una domanda alla giornalista della conferenza: quanto può far bene alla testa vincere le prossime 2 e trascorrere la pausa nazionale sereni? Tanto, tantissimo, potrebbe veramente far bene. Più che altro farebbe bene anche alla tranquillità di Garcia, perché tu lo puoi attaccare magari postumo sui giornali con i tuoi articoli, però in conferenza se tu vinci è difficile attaccarlo, devi partire con i complimenti per la vittoria, poi magari puoi fare delle domande un po' più specifiche, però con la vittoria tu sei più forte quando rispondi e non c'è dubbio. Quindi può far bene alla testa non solo dei giocatori, anche degli altri.
ti aggiungo, sono delle partite che devi vincere assolutamente, quindi ci sarà anche chi dirà non hai fatto proprio niente, hai fatto veramente il minimo del tuo dovere, perché con la Salernitana dovevi vincere e non c'è dubbio, con l'Union Berlino che stanno così inguaiati devi mettere un punto fermo sul superamento dei gironi, e con l'Empoli che anche sì, la cura Andreazzoli fanno intravedere delle cose interessanti, ma comunque sono in grandissime difficoltà, e quindi il quando lo devi sfruttare. Il Napoli aveva un calendario veramente favorevole rispetto alle altre e potevi mettere dei punti in cascina importanti. Questo significa che, fatti gli errori che abbiamo fatto, li mettiamo da parte e magari possiamo puntare su un buon girone di ritorno, la famosa classifica Guido che ci ha insegnato, cioè quando tu fai il confronto tra i punti che hai perso o che hai fatto nel girone d'andata e quello che puoi fare in proiezione nel girone di ritorno. Ecco, il Napoli ha dei momenti in cui si può riprendere alla grande, perché abbiamo lasciato punti col Bologna e lì può essere un +2, abbiamo lasciato punti con il Genoa e lì può essere un +2, magari puoi fare un +2 con il Milan, devi recuperare le sconfitte con Fiorentina, tante partite abbiamo steccato e sono delle possibilità che ti puoi giocare nel girone di ritorno, se però non perdi più contatto con quelle là, la vetta, diciamo, con le prime tre. Adesso tu devi fare praticamente il famoso filotto, cioè le devi vincere tutte il più possibile, puoi permetterti un pareggio ogni 5 partite, però è lì, perché Garcia ci parla delle 3 vittorie consecutive, perché sulle 3 vittorie consecutive statisticamente una delle tue competitor una la stecca, quindi devi fare il più possibile. Io dico 4 vittorie e un pareggio, 4 vittorie e un pareggio, 4 vittorie e una sconfitta, e lì hai rimesso un pochino a posto la classifica. Questi sono dei discorsi che, piaccia o non piaccia, allenatori esperti come Allegri li fanno a tavolino e alla fine hanno ragione loro. Quindi dobbiamo essere bravi a capire in che situazione e sfruttare il momento del campionato. Atalanta più intraprendente. Quanto? 9,5, esatto. Finora meglio la Dea, la bambola assassina, esattamente. Simeone ha bisogno di minuti, però va bene così. Lo so, Riccardo, ovviamente a me dispiace Simeone. Io se devo, lo sapete, Kvara 77, lo sappiamo. Però se io potessi scegliere, voglio una maglietta che viene dallo spogliatoio del Napoli, io la chiedo al Ciolito, onestamente, se uno mi deve fare un regalo, se uno mi vuole fare veramente un regalo, che io tra un poco faccio 40, tenevo la cosa, non lo so se ve la posso far vedere, se sono pronto al riguardo. Tenevo una grafica, non ce l'ho, vabbè, poi ve lo farò vedere. Insomma, mi faccio 40, è un compleanno importante e vengo in quel di Napoli a fine mese. Se uno mi deve fare un regalo, la maglia del Ciolito, mi piacerebbe tantissimo una maglia firmata da lui, o anche non firmata, ma magari sgraffignata con il suo sudore proprio, sarebbe una cosa bellissima. Assolutamente, quello era il richiamo, Alessandro, è quello di Natale in casa Cupiello. Fa freddo anche a Filadelfia, come giusto lo deve fare, è il mese suo. Uscita in barella di non so chi. Facciamo che l'Inter perde, Milan e Juve non vincono e siamo tutti vicini. Sarebbe interessante. La forma fisica sta migliorando. Uscita in barella di Pavard, è il ginocchio. E chi ce lo poteva avere, Pavard? Vabbè, io poi sono veramente uno di quelli che con il fantacalcio è grazie a me che il Napoli ha vinto, perché ho preso tutti i giocatori delle altre squadre e neanche un giocatore del Napoli l'anno scorso. Quest'anno ho fatto l'errore di prendermene un paio del Napoli e quindi 0-0, come si dice a Napoli, sta venendo giù patabata in l'acqua. Inter in completa arancione, color zucca di Halloween. Partita più brutta del completino. Si è rialzato, ok. Oggi ho visto grandi miglioramenti su triangoli veloci, aggressioni e fase difensiva di tutta la squadra. Seriamente sì. Queste sono le cose su cui ripartire, su cui anche Garcia deve trovare il gusto di vedere i suoi giocatori fare queste cose, chiedere la prossima volta: vi ricordate quelle cose che avete fatto? Fatele uguali con l'Empoli, perché l'Empoli è un'altra squadra che
magari non ha questa fisicità, però c'ha la velocità in ripartenza, c'ha una buona tecnica e quindi faranno una partita molto simile a quella della Salernitana. In attesa, magari però quando ripartono con personalità e con triangoli, là devi stare attento. Però devi mettere, se tu li aggredisci e li soffochi, gli permetti di meno di superare il centrocampo. È uguale. Victor appena arrivato a Napoli festeggiò un gol con la maglietta e diceva la polizia nigeriana smette di uccidere i civili. Che Osi sia un personaggio pubblico anche dato dalla mafia nigeriana può essere, Jacopo, hai ragione, questo è un passaggio che avevo rimosso. Quest'anno difficile bissare il campionato, meglio andare avanti il più possibile in Champions, dobbiamo conquistare più punti possibili per andare a fare il mondiale per club. Michele, sì, in teoria sì, però siamo molto molto lontani dalla Juventus, che non può fare punteggio quest'anno in Champions, però ci sono troppi punti in mezzo e ci sono dei punti in mezzo anche con il Milan, il che significa che il Milan, se si riprende e supera i gironi, cosa difficile, potrebbe essere difficile da scavalcare. È difficile per il Napoli entrare nel mondiale per club, ma lo devi fare a prescindere di andare più avanti in Champions per la continuità del ranking, per il fatto, avete visto quanti soldi il Napoli ha incassato già 12-13 milioni per il percorso in Champions, più dell'Inter, più di tutte le squadre italiane, e sono soldi che tu puoi risfruttare per fare i contratti se hai delle difficoltà. Questo è il fatturato del Napoli. Non abbiamo lo stadio, non abbiamo delle strutture che ti portano fatturato in crescita. Il Napoli deve sfruttare questi momenti, quindi meglio andare più avanti possibile in Champions, sì, ma a prescindere da quello che stiamo facendo in campionato, deve essere l'obiettivo del Napoli sempre, cioè, stiamo lì e ogni volta che stiamo lì facciamo la nostra figura e non siamo una squadra materasso in Champions, assolutamente. Lo abbiamo dimostrato, ci siamo tolti delle soddisfazioni, i giocatori sanno che in Champions hanno una vetrina anche più importante, bisogna farlo sempre. Esatto. Il freddo non l'ho creato io, l'ha creato il Padre Eterno, perciò ti rassegna, fa freddo. Qual è il momento di giocatori di talento che più ti ha impressionato, che prenderesti subito per il Napoli? Allora, quelli che mi hanno impressionato quest'anno sono Sule, in primis Sule, che però è Juventus. Il Frosinone, diciamolo, perché un po' tutto il Frosinone è impressionante quest'anno, feudo juventino proprio, e quindi quando si gioca Torino-Frosinone in Coppa Italia, ovviamente il Torino contro la Juventus si fa da parte, oddio, non è che si sono fatti da parte, ma perdono spesso, non rappresentano una difficoltà, e il Frosinone con Sule, con Caio Giorge, hanno comunque Barrincea, come si chiama? Barrachincea, non lo so. Comunque tutta la Juventus sta facendo esperienza lì a Frosinone. Sule molto molto forte. Mi piace Sule, mi piace Zirkzee, mi piace Gudmundsson e mi piace Luvumbo. E questi sono i giocatori che mi hanno impressionato un pochino di più quest'anno in campionato. Sule è forse il più forte di questi che mi ha impressionato di più. Gudmundsson è veramente una bestia, cioè capacità, oltre alla capacità di dribbling che credo sia il suo pezzo forte, è anche molto molto deciso e decisivo in finalizzazione, segna, quindi veramente impressionante. Di Francesco Favoro come allenatore non siamo, no, certo Dario, ma questo è Dario Di Francesco. Mi fa piacere che si sia rimesso in gareggiata, perché aveva avuto uno stop pesante della sua carriera, mentre ci aveva fatto vedere delle cose molto interessanti all'inizio della sua carriera. Barrenecea, esatto Fabio, esatto. Anche Amquist, Lecce sì, Lecce fa vedere con Amquist, Kristovic e anche Banda, però Banda segna poco, Banda è un peperino così, però Banda segna poco, Kristovic sì, e Ferguson sì. Ferguson è veramente veramente forte. Io lo chiamo, come lo chiamo? Charlie Puth perché somiglia assai. Zirkzee è proprio l'anno suo. Rigore Inter, ecco qua, ma finiamola. Quindi con 0 di XG arriva il rigore per l'Inter. C'era? Senza fare un'azione.
Di Francesco l'anno scorso ha fatto degli incontri con Spalletti. Domani avrò su lei in negozio per dei capi d'abbigliamento. Che faccio? In visita della Coppa Italia entro scivolare? Sì. Casto, ma in negozio dove? Dove abiti? Abita a Roma tu? O si muove lui per le cose così? Fammi avere la maglia di Sulei del Frosinone. Scrivimi in privato. Per azzurro fluido su lei non fa niente che è juventino, comunque è un giocatore di grande talento, non è la maglia della Juve, la maglia del Frosinone, che comunque è una squadra simpatica. Fammi sapere, scrivimi in privato. VAR, vivi a Roma e allora Piazza di Spagna alla Dis. E allora Casso, scrivimi, non lo so se hai Telegram o scrivimi su Instagram @ValeriofLuido o @AzzurroFluido e sentiamoci. Sentiamo, faccio un passaggio a Roma velocissimo. VAR ma lo ha dato, attenzione. Ma c'era? Mi dovete dire, io mi fido di voi. C'era o non c'era? Cialanoglu non sbaglia mai. Cialanoglu non sbaglia mai, il che significa che il mio fantacalcio comincia malissimo perché io sono contro sia Cialanoglu che Raspadori, se non sbaglio, L'amico Marco B. Partenopeo di Mark Zappagos, Dumfries, c'ha tutto l'Inter. Il mio Pavard con l'infortunio subito è stato buttato fuori. Kvara mi ha preso 7, lui subito Cialanoglu col 10, Raspadori con l'11, Cop Miners 6,5 e io Zirk se non l'ho messo perché sono un pazzo. Non ho messo neanche Scamacca perché ho puntato sull'Upumbo in questa partita. C'era, il rigore era netto, io mi fido di voi. Uscita scellerata del portiere. 1-0. Come è salito XG col rigore? Nettissimo. Allora, questa è una bella domanda, sai, perché vuol dire che mi fai vedere. Io so che l'XG, almeno su Understat, vale 0,70, 0,76, una cosa del genere. Su quest'altra app dove fanno l'aggiornamento degli XG al volo, expected goal Inter ancora 0,04, quindi vuol dire che non l'hanno considerato l'XG del rigore. Esistono delle statistiche che parlano di XG senza rigori, quindi può essere che questi XG di quest'app, che si chiama Forza Football, che potrebbe essere aggiornato un po' meglio, lo dico, però gli XG, ecco, l'hanno aggiornato 0,83. Quindi, perché alcune app considerano gli XG senza rigori, che secondo me sono più importanti degli XG con rigori, perché quelli falsano tutti. Falsano tutto. Vincenzo, ho visto il solito Napoli sprecone a tratti dell'anno scorso. Comunque le prestazioni dei singoli non sono omogenee, come invece vedemmo l'anno scorso. Tu cosa ne pensi? Sei un grande. Grazie Vincenzo, sono d'accordissimo, l'ho detto a inizio live. Somiglia molto a quel Napoli là. Vedo le triangolazioni, vedo la riaggressione e vedo i gol sprecati. Questo è il mio Napoli. Questo è un Napoli che a me, insomma, mi fa urlare, mi fa dire delle cose e ci fa imprecare, però è un Napoli che ti dà soddisfazione, perché una cosa è vedere i gol sbagliati, l'assalto e il portiere migliore in campo, il portiere avversario migliore in campo è la cosa che voglio vedere ogni volta. È una cosa invece soffrire, portare a casa il risultato, però ti difendi così, hai paura, metti 5 difensori e metti tutti indietro così. Quello è un Napoli che io non sopporto e non posso accettare. Il Napoli che invece chiude con la difesa a 4, abbastanza comunque tranquillo, che crea piuttosto che soffrire, piuttosto che disgiuntivo, crea piuttosto che crea e subisce, piuttosto che subire. È un Napoli che mi è più familiare e che io accetto. Sì, 0,83 secondo quest'app. Allora, forse non è chiaro, ma la rosa nostra è la migliore, i giocatori ci sono, forse i difensori no, ma con le piccole vittorie verranno da sé. È bene che vengano, ma da sé non vengono, amico mio, perché abbiamo steccato col Genoa. Il Bologna non la consideriamo più una piccola, perché veramente è una grande realtà e Thiago Motta è forte, però col Genoa non è venuto da sé e non vengono da sé se tu non fai la prestazione. Il Napoli è costretto a fare sempre la prestazione, i giocatori sono forti, sì, ma sono gli stessi giocatori che all'interno di una partita, anche sa, è un giocatore forte,
quando parli del centrocampo del Napoli, parli del centrocampo probabilmente tra i più forti in Italia, però se all'interno della stessa partita ogni tanto stacca e attacca, la prestazione non è continua e omogenea, vedi che tu, chi diceva prima, le prestazioni non omogenee, vuol dire che sei forte sì, ma che hai dei limiti. Politano è forte, è fortissimo, sta facendo il suo inizio migliore da quando è a Napoli, sì, però è capace che si mangia un gol a portavuote, quindi noi siamo questi, dobbiamo accettarlo che siamo questi e abbiamo delle grandi qualità e abbiamo anche dei momenti dove la luce si spegne e non siamo quelli là, ma è anche un pochino il calcio che è così. Di conseguenza quando io vi dico godetevi il percorso, non vale solo quando vinci lo scudetto, ti devi godere il percorso anche all'interno di una stagione che è nata un pochino storta e che se non facciamo follie, se non facciamo tragedie e se ricompattiamo un pochino tutta la situazione si può anche recuperare e ci divertiamo. Ma non prende mai la palla Musso, ma cosa dite? Vabbè, state parlando del rigore. Se l'Inter vince una partita del genere, allora il campionato è deciso a inizio stagione a tavolino, perché non è possibile. Bravo Motta e ha pure qualche bel giocatore. Sì, e mi facevano notare che alla fine lui ha perso tanti giocatori che erano potenzialmente titolari in difesa. A parte Lucumí, che era titolarissimo, era anche nel mirino del Napoli. Mi sta piacendo, ecco, un altro dei giocatori che mi sta piacendo è Calafiori. Un bel difensorino. Noi siamo abbastanza coperti là, però se un domani Juan Jesus prima o poi dovrà appendere le scarpette al chiodo, è un Calafiori, un difensore mancino che puoi pensare lì in crescita, potrebbe essere una soluzione. Vincere a Genoa non è facile, il Milan ne sa cose, anche a Frosinone. Poi, come dice Giulio, il quando, intendi Guido, il quando è fondamentale, senza dubbio. Allora, Musso lo vede già contro noi su Mertens in Atalanta-Napoli 1-3, prima partita di Zanoli. Questo Davide che avrai fatto un copia and incolla generale. Per me siamo in ritardo di 6 punti rispetto a quello che avremmo dovuto, considerando un nuovo allenatore, nuove dinamiche. Abbiamo perso 2 punti con Lazio, Fiorentina e Genoa, e ci sta. Ma pure un pensiero per il popolo non viene fatto fuori per un hamburger, assolutamente. Io quello poi è anche un influencer, se non sbaglio è proprio turco, non so se voi avete visto con il mio amico Tony, che facciamo sempre, ci mandiamo sempre questi video, yes, 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 yes. Il chiattore che va a mangiare nei vari ristoranti e mettono questa canzone di Schivili Bombo, yes, yes, yes. E ho visto un video di Ndombele con Galatasaray con questa musica sotto e sono assolutamente, mi mancava il fiato perché non ce la facevo più a ridere. Perché poi è proprio lento così. E oggi ho condiviso con gli amici Bellini abbonati un altro video di Ndombele dove tipo sta facendo il torello, sta in mezzo, non si muove neanche a pagarlo, aspetta che qualcuno sbaglia, altrimenti lui non si muove, non ha proprio voglia di vivere. Ndombele è così, ragazzi, è riuscito a vincere uno scudetto. Ndombele ha vinto lo scudetto a Napoli, pensate all'assurdità. E altra gente che invece si è fatta un cuore così non è stata capace di vincere, pensa a un Hamsik, Ndombele ha vinto lo scudetto e Hamsik no. Pensa un po' anche. Scarpata in testa a Barella. A me piace pure Posch. Abbiamo perso 7 punti con Lazio e Fiorentina, non 2. Parliamo di calcio. Mi sa che arriva un rosso per l'Atalanta. Attenzione, siamo nel finalissimo del primo tempo e sarà interessante vedere di cosa si tratta. Scarpata dietro la destra di Barella, si mette le mani in non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Ragazzi, due cose. Sapete, la mia lotta contro le simulazioni è una lotta che parte da lontano e da quando guardo il calcio e ne parlo, che è la cosa più grave che rende questo sport assolutamente inguardabile alle volte, perché non ti toccano proprio, tu ti rotoli. L'episodio di Faraoni, guarda, addirittura io dico meglio che sia accaduto contro la Juve, perché quando poi accade contro la Juve, visto il numero di tifosi che hanno, tutti quanti si scandalizzano, mentre se succede tra Cagliari e Frosinone succede poca risonanza. Fateli vedere queste cose qua e intervenite sul regolamento. Multe per i simulatori, esiste la prova TV, non puoi fare finta di niente. Esiste l'adrenalina dove tu prendi la botta, si vede
la smorfia, ho preso la botta, ma continui a giocare e poi dopo magari ti butti a terra perché l'hai presa la botta così, ma continui a giocare perché devi continuare a giocare, perché l'adrenalina ti dice devo portare a compimento l'azione. Però ci sono dei giocatori che veramente vergognosi, che non subiscono nessun tipo di fallo, prendono una bottarella qui e si mantengono la gamba sbagliata. Quelli vanno assolutamente multati se vogliamo salvare il gioco del calcio come lo vedono a livello internazionale. Non è solamente un problema in Italia, si fa in tutto il mondo ed è gravissimo. C'è la seconda cosa che adesso io sto sottolineando e sto facendo vedere un pochino sui miei social: il mandare a cagare. Il difensore interviene, magari lo prende, magari no, c'è l'automatica mandata a cagare proprio plateale contro l'attaccante che sta a terra, che magari sta simulando o che ha preso il colpo. Quindi questa è la dicotomia importante. Non è che tu stai dicendo e fanno pure l'aggressione, stai simulando. Fate decidere la tecnologia. Se l'arbitro non vede, fate decidere la tecnologia, si rivedono le immagini. Voi giocatori portate rispetto, perché mentre vi accanite contro quello che pensate che sta simulando e molto spesso lo attaccate anche quando il colpo lo subisce e il fallo voi l'avete fatto, automatico proprio, guardatevi tutte le partite, si vede tutti questi giocatori che fanno questi gesti così. Sta diventando brutto, sta diventando brutto il calcio, la simulazione e anche l'accusa di simulazione. Fate fare agli arbitri, che non devono sentirsi permalosi quando tu gli dici una parolina in più oppure magari ti scappa una reazione così. Dovete essere permalosi quando vi prendono in giro, quando stanno cercando di ingannarvi, e su questo sarò tostissimo, perché è la cosa più grave del gioco del calcio. Vero, Guido Gentile? Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Col tuo permesso vorrei salutare tutti i vetrai. Sì. 6 i tiri ribattuti ai giocatori del Napoli, 2 a Raspadori. Vedi, già è pronto ancora prima che gli faccia la domanda, perché Guido ascolta attentamente. 6 tiri ribattuti. Un po' di ritardo Valerio, ma è un periodo della vita di super impegni. Allora, brevemente, anche se io non sono autoreferenziale e sempre mi vergogno, ma lo faccio più che altro per ringraziarti. Martedì pubblicherò un nuovo video che sarà su Killer of Flower Moon. Ho avuto un convegno, 4 università straniere, eccetera. Lo sai che la mia prima missione è l'insegnamento, no? Però martedì farò, diciamo, Killer of Flower Moon, perché lo voglio inquadrare bene, è un film importante. Però non lo dico perché per fare pubblicità al canale. Ho lavorato molto per voi in queste notti e poi ne parleremo, ma proprio tanto, insomma, molte notti insonne, dove ho fatto tutto uno studio, anche illuminato, perché, e poi vediamo subito la partita di stasera, facciamo un po' di cronaca, un po' di passato, un po' di quello che è lo sguardo al futuro, cercando di avere un ritmo buono, perché poi tra l'altro non so quanti secondi ho a mia disposizione, perché avevo tutte delle mie idee, allora mi sono messo a studiare, poi ho visto una trasmissione Bacconi che ha analizzato il primo gol che abbiamo preso con il Milan, e ho detto, ma mi sa che, siccome cioè lui è uno bravissimo, io non so nessuno, ho detto, ma forse questi miei dubbi, questo nessuno, non sono tanto campati in aria. Allora, partiamo dalla partita di stasera. Non abbiamo mai fatto partite brillantissime a Salerno, abbiamo vinto 1-0, 2-0, ma a volte soffrendo fino agli ultimi minuti, mi ricordo quando c'era Ribéry. Quindi aspettarci una partita spettacolare, a prescindere dal momento storico preciso di queste settimane del Napoli, era un po' fuorviante. Cioè a Salerno noi, neanche in anni, diciamo, dove avevamo più serenità, abbiamo passeggiato. E bisogna sempre considerare, da un lato, che stiamo avendo una tradizione favorevole perché vinciamo, invece abbiamo pareggiato l'anno scorso, da un lato però che ce la fanno sudare. Abbiamo visto un primo tempo con alcune cose molto buone e alcune cose molto brutte, però le molto buone sono frutto di un'impostazione del gioco di squadra che ci ha convinto, tantissime triangolazioni strette, non facili, con una squadra che era così bassa, con tanti giocatori dentro l'area di rigore, anche di qualità, cioè un tocco, 2 tocchi, e siamo arrivati in porta con un paio di belle parate anche nel portiere della Salernitana, probabilmente migliore in campo. Delle cose brutte, tipo errori
tecnici dei singoli sulla ripartenza, sul nostro gioco dal basso, insomma, e alcune scelte di passaggio sia nel primo tempo, e pensiamo nelle possibili azioni di ripartenza o azioni di partenza che non ci hanno portato a concludere bene il tiro, non solo su quel contropiede clamoroso 4-0, dove lo stesso Lobotka può passare prima in modo tale che la palla è partita dentro la nostra metà campo e quindi non è fuori gioco. Esatto. Lo può rischiare il passaggio. Simeone può stare meglio a guardare la linea, quindi ci sono stati nel primo tempo delle sbavature dove però non sono implicabili alla tattica di squadra Garcia, cioè ho capito che adesso è un tiro proprio al piccione contro Garcia su tutto e per tutto, e alcune cose sono anche stomachevoli, ma non voglio confondermi con determinati colleghi. E poi questa maledettissima percentuale che è la fissazione di Guido Gentile realizzativa, che è un po' il nostro fardello. Ad esempio si è detto, e questo è molto scorretto, quindi parliamo prima di alcuni numeri, in alcune trasmissioni, non voglio citarle per mancanza di galanteria, ma le devo citare per diritto di cronaca giusta, no? Il Napoli sta tirando di meno. Il Napoli l'anno scorso ha concluso con 16,18 tiri a partita, in questo momento ne ha 18,54 a partita. È una bugia che viene detto ai telespettatori. Tiri in porta 5,86 a partita, 6,09 a partita. È una seconda bugia che viene detta ai telespettatori. Allora potete attaccare Garcia anche su come si veste, però i numeri sono numeri. Il Napoli l'anno scorso ha chiuso il campionato con 9,63 tiri fuori dallo specchio a partita subiti. In questo momento nelle ultime partite, infatti pure lui l'ha detto e ne abbiamo presi troppi, però in questo momento ne ha 9,81. La devo aggiornare, me li arrubo questi numeri due perché li devo poi aggiornare. te li mando proprio tutti belli eleganti perché ti ho preparato una sorpresa. E Bravo. poi per esempio quindi gli attacchi ci possono essere, però quando sono basati su un dato numerico che in realtà è il contrario, incomincio io poi sono del settore, pure se non lavoro in TV per loro, però insomma sono vecchio, lavoro nella comunicazione tanti anni, una schifezza di insegnamento, cioè, quindi un po' tra le righe riesco a leggere una certa faziosità. La partita si è vinta, non dobbiamo gioire perché secondo la classifica Guido noi adesso da qui alla fine del girone di andata con le altre 13 non possiamo fare manco un pareggio, quindi calma e gesto, cioè la qualità detto 4 vittorie o pareggio, 4 vittorie o pareggio, 4 vittorie o la qualità del nostro girone di andata verrà stabilita, chiaramente non sono scontate, attenzione, verrà stabilita dalla capacità di ottenere più punti possibili negli scontri diretti, che non sono scontati, cioè voglio essere il più chiaro possibile, io non sto dicendo che le vinciamo tutte, ma che siamo obbligati a vincere tutte, ma non è scontato. C'è un'analisi molto semplice, lo si attacca sui cambi, praticamente i giocatori devono giocare tutti 97.000 minuti e che li teniamo a fare, anzi in realtà oggi ha fatto 4 cambi invece di 5 e questo anche Spalletti a volte ne faceva 4 invece di 5, però la narrazione è quella che conta. Ti voglio mandare subito un primo file perché volevo poi, non so se prima fare questo ragionamento un po' complesso, te ne mando prima il primo, poi il secondo, poi chiederei la cortesia di seguirmi, di ascoltarmi, cioè, puoi vedere. Allora classifica. Sì, ma ora arrivo perché ho molte cose da dirvi, ho fatto tante notti insonne per voi, quindi pensate un po'. È pazzo. Allora, ecco qua. Allora, questa è la classifica della Serie A, considerando le 8 sorelle, ok, delle ultime giornate della stagione scorsa. Apro e subito chiudo una parentesi. Lo so benissimo che sono io contro il mondo. Il Napoli ha vinto per distacco. Aveva già vinto. Ok, allora io chiedo come atto di cortesia, non di iscrivermi al mio canale di cinema, come atto di cortesia per un attimo
di mettere da parte il fatto che avessimo vinto per distacco. Ve lo sto chiedendo come favore personale, mettiamolo un attimo da parte. Tra l'altro è un argomento che personalmente mi suona sempre più come uno slogan e non come un'analisi calcistica, che comunque mi convincerebbe a metà, nel senso che, Valerio, non è che il Napoli era l'unica squadra al mondo e quindi non esistono altre squadre, cioè il fatto che il Napoli avesse vinto, ha vinto per distacco, può giustificare il fatto che il Napoli abbia fatto meno punti di quanto erano nelle sue corde, ma non che le altre squadre non possano fare punti, salvo che il Napoli non li avesse regalati. E questa teoria, abbiamo vinto per distacco, non mi convince lo stesso, perché il Napoli con l'Inter ha vinto, con la Fiorentina ha vinto, con la Juve ha vinto in queste ultime 11 partite. Quindi noi dovremmo togliere solo i punti al Milan, che ci ha battuto 4-0 in casa. Ovvero, mi spiego meglio, cioè comunque l'Inter quei punti li ha fatti. Noi possiamo mettere pure 8 punti in più al Napoli, ma l'Inter quei 22 punti comunque li faceva, come li ha fatti la Lazio, che ci aveva battuto molto prima, o l'Atalanta, che pure abbiamo battuto, quindi non li possiamo togliere i punti all'Atalanta. Che cosa vuol dire questo? E vediamo anche la differenza reti, che era praticamente la seconda più bassa insieme alla Juve, un solo gol, che possiamo almeno provare a mettere come una delle ipotesi possibili che questo distacco si era eroso, non voglio dire azzerato, addirittura ci hanno superato, ma un pochino eroso negli ultimi, e non sono 2 giornate. Allora io che ho fatto? Togli questo quadro, Valerio. Mi sono rivisto tutte le 11 partite finali, risegnandomi appunto per appunto. Vabbè, è pazzo. Perché poi la gente ricorda male le cose. E me le sono riviste tutte. Sì, questa è la cosa importante che noi analizziamo. E devo dirti una cosa, uno dei meriti maggiori di Spalletti, secondo me, e ne ha avuti tanti l'anno scorso, è stato, e questo ve lo posso dire avendo rivisto tutte le partite, segnando tutti i punti, qua abbiamo rischiato, qui, che lui conosceva benissimo i difetti e i pregi, i tecnici, tattici e fisici della sua squadra, di squadre e di giocatori. E avevamo difetti, ragazzi, e limiti, e avevamo pregi e limiti. E ha strutturato fin dal primo anno una squadra che cercasse innanzitutto di limitare e nascondere i punti deboli. Il famoso discorso di Mertens che avremmo dovuto usare di più. Non è tanto il 4-3-3, 4-3-3, 1-5-5, ma è l'interpretazione di un sistema di gioco. Tant'è vero che Gattuso out, no? Per dire, che pure giocava con 4-3-3, che ancora anche questa settimana è stato insultato da un paio di colleghi, eccetera. Non si dice, ad esempio, che Gattuso out ha il secondo migliore attacco da quando il Napoli è tornato in Serie A con De Laurentiis. Tranne un anno con il maestro Sarri 94, 86 gol, e ha avuto 13 giornate assente Osimhen e 9 Mertens. E 4 Petagna. Non si dice che, perché invece si dice che Lozano non lo poteva vedere, che fece 11 gol in campionato Lozano, 19 Insigne, non solo sul rigore come l'ultimo anno, e 9 Politano, e ha avuto Osimhen fatto assente molte partite. Quindi la sua interpretazione, anni di Covid, era molto diversa. L'interpretazione di Spalletti nelle posizioni di dominio territoriale dei giocatori era molto strategica, quindi tant'è vero che, sapendo che i nostri terzini hanno delle fragilità difensive, probabilmente anche giocando sulla capacità di migliorare le loro prestazioni in attacco, li ha avvicinati alla porta ed erano molto avanzati, addirittura in posizione di mezzala. Ma la posizione di Di Lorenzo, come è diversa adesso? Vedete quante sovrapposizioni sta facendo Di Lorenzo e quante non le facevano prima, perché adesso a volte si trova più laterale rispetto a come si trovava laterale invece più dentro il campo con Spalletti. Tutto il gioco che hanno fatto Politano, non a caso ha segnato solo 3 gol nelle 2 stagioni con Spalletti, esatto. Non perché è un giocatore che era diventato scarso, ma perché la coperta è corta. Se tu fai, non sono i missili di Venus Alpha del grande Mazinga Infiniti, eccetera. Non è solo un fatto di preventive, la capacità di posizionamento per coprire tutte le linee di passaggio sono tutte cose che comunque logorano i giocatori, e il lavoro che ha fatto Spalletti soprattutto nel primo anno e mezzo è un lavoro titanico su questa squadra, ma non poteva essere infinito, che infatti da uomo intelligente poi ha capito
ho fatto un grande lavoro, il Napoli è molto compatto, cioè, però non è sufficiente per vincere. Per vincere dobbiamo vincere quelle 2 o 3 partite in più, tipo con l'Atalanta, tutte e 2 con la Roma, perché servono e siamo riusciti a farlo. Questo per dirvi che comunque sta storia che il Napoli è una Ferrari, una macchina perfetta, è una storia che ci raccontiamo come slogan. È una squadra che era molto buona con i suoi difetti, che ha cercato, per un'interpretazione di gioco molto intelligente, perché poi alla fine è stata anche molto efficace, ci ha portato a vincere, no? Quindi bravo lui, però non era infinita, che nella parte finale del campionato è incominciato a erodersi, perché i giocatori comunque non sono dei robot, tant'è vero che le 2 connotazioni, io ve la sto facendo in breve, già siamo lunghi, perché sennò vi dovrei prendere la mia agenda e vedere, mamma mia quanti appunti, che comunque cominciamo a fare una fatica tremenda a segnare, e poi una sola rete di differenza reti significa che non eravamo questa Ferrari. Vediamo la classifica delle prime 10 giornate, non la possiamo fare di 11 perché non è completa, ed è molto interessante perché, e togli il mio faccione bruttissimo, abbiamo l'Inter 25, la Juve 23, Milan 22, 19, 18, 17, 16 e 14. Praticamente, tranne per omaggio a Valerio che parla 8 lingue, lo switch, no? L'inversione Juventus-Lazio nel maestro Sarri, che quando è chiamato a fare 2 competizioni incomincia a battere in testa, e la Juve che non ha il fardello della squalifica eccetera, sono nell'esatta posizione della classifica. E adesso ti mando quella comparata che è molto divertente, così facilito il compito alle amiche belline e agli amici bellini e ai colleghi bruttini. Sì, ma che me ne frega, insomma, tante maleducazioni nella vita, insomma. L'importante è che io mantenga la mia educazione fino all'ultimo giorno poi tra l'altro sono condannato dal cognome. Se fai vedere quello che fai, che ci ho mandato appena adesso, sì, questo l'abbiamo lasciato per i colleghi che possono divertirsi anche con media punti, con fatti, con subiti. Ecco qua. Ecco, vediamo che prima è l'Inter che ha aumentato la sua media punti di un più 0,5, che tanto, ragazzi. Seconda non era la Juve perché era più in basso, adesso è la Juve che ha aumentato la sua, che il maggiore incremento di punteggio è quello della Juve, 0,85. Secondo, terzo a pari meriti, cioè con l'Inter Milan 22, ovviamente solo in 10 giornate rispetto a 11, quindi un leggero incremento. L'Atalanta 19-19, il Napoli 19-18, chiaramente su 10 giornate, adesso addirittura la media punti del Napoli è aumentata rispetto ai 19, sono 21 rispetto ai 19. Fiorentina, Lazio che ha preso il posto della Juve, e Roma. E non stiamo prendendo una giornata e una giornata. Qualcuno potrebbe dire: Guido, ma abbiamo vinto? Sì, abbiamo vinto per distacco. Se c'è un canale che ha dettato la linea di come il Napoli avrebbe vinto lo scudetto, che ha rotto la narrazione questa partita è facile, Catone il censore, siamo stati noi. È vero. Mettiti lassù e non stressa assolutamente. Non stiamo togliendo i meriti alla nostra squadra, però da un punto di vista temporale sono più vicine gli ultimi 11 o le prime 20. Non è che noi possiamo prendere Napoli Juventus 5-1 perché ci piace quella partita e in base a quella partita stabiliamo tutto l'andamento del campionato. Non funziona così, non è a nostro gusto. Tu devi vedere anche un andamento, cioè, come la partita con Liverpool che si prende. L'andamento lo devi vedere in continuità, non puoi prendere una cosa all'inizio, salti 8 mesi e poi ti colleghi adesso, devi prendere come è finito il campionato. E quindi in queste 21 giornate c'è una certa simmetria, caro Valerio. Allora, qual è? E poi mi sono andato a rivedere alcune partite con Garcia. Scusate se sono stato lungo, però il ragionamento è importante. E ho valutato alcune cose. Io non so darti una risposta definitiva, tra l'altro non siamo nemmeno aiutati dalle conferenze stampe, eccetera. Nel senso che io non saprei dirti se Garcia ha sottovalutato i limiti oppure alcuni difetti di questa squadra o l'ha sopravvalutato, o se addirittura non li ha fatti né sottovalutati né sopravvalutati, ma ha dettato la giusta via. Ma in questo momento i giocatori per stanchezza, per rodaggio eccetera non sono riusciti a mettere in pratica tutte le direttive dell'allenatore. Cioè non lo sto né condannando né giustificando, è un interrogativo legittimo a questo punto, non solo dai numeri ma dall'analisi delle partite aperte. Ma l'idea che Napoli fosse una Ferrari che adesso è guidata da un deficiente,
massimo rispetto per tutti i colleghi che la dicono, ma non mi vede d'accordo. Cioè, il Napoli era una buona squadra che ha fatto un ottimo percorso iniziale, scoraggiando anche gli avversari che hanno battuto in testa, vedi l'Inter che perde molte partite anche con l'Udinese, ma non era una squadra perfetta, e quando sono incominciati a infiorare un po' di più i difetti ha incominciato a rientrare. Questa erosione di punti c'è stata e adesso si trova una simmetria, con tutto anche un discorso emotivo, che è più difficile giocare da campione d'Italia, che può essere più frustrante e logorante rincorrere. Il Napoli perché ha preso tanti gol in queste partite? Perché poi questo è quello che ci interessa, ed erano bravi prima a non prenderli. Perché in alcune partite si è trovato in posizione di campo, e lì mi è venuto incontro molto bene, c'è un maestro come Bacconi, in posizione di una sorta di 4-1-4-1, Valerio, dove che se tu sbagli un approccio, un passaggio, e tra l'altro noi l'abbiamo sbagliato tipo col Milan, vi ricordate Lobotka che si va in... ti trovi la squadra avversaria che ti salta 4, 5, 6 giocatori. Dove era bravo Spalletti? Sapeva che non doveva giocarsi gli uni contro uno o lasciare i nostri difensori, e avevamo un Kim in più, non me lo sono dimenticato, che non è cosa da poco, con gli avversari. Noi quest'anno ci siamo trovati in troppe partite, come per esempio gli ultimi minuti, e non tutto il primo tempo però con il Milan, dove invece abbiamo concesso troppe volte il 3 contro 3, il 4 contro 3, il 4 contro 4 agli avversari. Bacconi ha fatto notare, lo cito perché io cito quelli bravi e perché non rubo dati, idee o spunti dagli altri, per una questione di educazione, che poi questo errore di Rachmani non era tanto errore di Rachmani, perché Lobotka era troppo avanzato, Zelinski non è rientrato, ha fatto rientrare Kvara che poi si è fermato e ha permesso il cross, Nathan è uscito troppo largo e ha lasciato l'1 contro 2 Rachmani. A questo punto un 1 contro 2 è gol sicuro, tranne se non la butti in bocca al portiere. L'ha buttata in bocca al portiere, che comunque non ha parato, però è la questione di dominanze territoriali della nostra fascia di centrocampo che non ha funzionato, e questa cosa lui la faceva notare più volte e non ha funzionato. Ecco, io che stavo andando in questo studio in queste notti ho visto che più volte non ha funzionato, ed è vero, no? E infatti i reparti larghi eccetera. Il punto è perché non ha funzionato. Noi adesso possiamo dire con grande serenità che non ha funzionato come altre cose, senza bocciare o salvare qualcuno. Dovremmo capire il perché non l'ha fatta, perché la squadra adesso era un po' stanca mentalmente, per una condizione tecnica, perché sta interpretando in maniera più aggressiva, può darsi. È una domanda da fare a Garcia, cioè lui si fida tanto di questa squadra che produce un gioco d'attacco. Se la Juve producesse il gioco d'attacco del Napoli, lo scudetto lo vincerebbe con 20 giornate di anticipo, perché per quanto gli basta poco per vincere una partita. Può darsi che lui dice, io soprattutto nelle prime partite si verticalizzava di più, ho detto io mi fido, no? È una squadra votata all'attacco, e ha sottovalutato invece il fatto che non può lasciare così scoperta una parte del campo. Sono interrogativi. Infatti lui disse io voglio fare un gol più degli avversari. Nelle prime conferenze era così. Scusa se sono stato un fiume in piena, e ti giuro ho mantenuto, o ti ho saltato un sacco di passaggi a cui comunque sono pronto a rispondere, però vorrei che fosse chiaro un attimo che comunque la bellezza del canale di Valerio non è una questione di essere pro e contro qualcuno. Tra l'altro io non prendo soldi, non sono amico di provocatori, non me ne frega proprio nulla. È un fatto di non fermarsi, e tra l'altro io per primo, no? Cioè, imparo costantemente da tante... Io sono più di 25 anni che studio il cinema e mi considero un ignorantone, continuo a studiarlo e mi meraviglio quando... E sarò studente come mio padre che a 80 anni continua a studiare per tutta la vita. Quindi quello è l'approccio, quindi di grande umiltà e soprattutto grande desiderio di sapere. Lo stesso diciamo sul calcio. Si può sbagliare, figuramente si può sbagliare analisi, si può sbagliare. L'importante è non essere disonesto, dire un numero per un altro. Quello che stiamo cercando di fare è di non fermarci al primo sguardo. Ci può stare che nell'emotività della partita e del post match, a volte pure io ero un po' arrabbiato, l'analisi non sia lucida, e tra l'altro Valerio, prendendosi il tempo per farlo il giorno dopo, ha questa, oltre che saggezza, la capacità di rimettere nel giusto ordine non solo i pensieri ma anche la cronologia degli eventi. Ecco, questo stiamo cercando di fare, e invece è un tiro al piccione contro un uomo che
probabilmente, chiudo questa mia analisi, ha semplicemente messo in luce quello che è un errore. Napoli è nato quest'anno, lo dobbiamo dire, e qui io avevo visto bene con mesi di anticipo, me lo riconosco, ma non per vanità, sotto non una cattiva stella, sotto un equivoco tattico tecnico. Ed è io che vi dissi, noi siamo in vantaggio e dobbiamo mantenere questo vantaggio competitivo. Poi vi dissi, secondo me abbiamo oggi, ve lo dissi, perso questo vantaggio competitivo, gli altri adesso ci sono avanti. Napoli per distacco, e il Napoli ha vinto con 20 punti e appresso a questa gente. No, signori, noi abbiamo perso il vantaggio competitivo, che non è che muore l'universo. Però lo paghi come dazio, no? Perché abbiamo cambiato allenatore in condizioni anche, insomma, delicate, con tutti quello là. Il Napoli nasce su un equivoco tattico tecnico industriale che deve essere sciolto. La domanda è: quanti punti ci costerà e quanto tempo servirà a sciogliere questo equivoco? Non lo posso sapere io, perché farei il Santone o quello che ragiona per slogan, abbiamo vinto per distacco. Però questa è la verità. Siamo sotto un equivoco tattico di un allenatore che probabilmente non voleva giocare con questo metodo, di una squadra che aveva bisogno di cambiare elementi e anche sistema di gioco per rinnovarsi e per conservare questa sua leadership, e invece ci troviamo in un guado, che non siamo né la squadra che fa come tutti volevano fino a qualche settimana fa, invece adesso dobbiamo passare al 4-2, cioè proprio la coerenza, non siamo né la Ferrari, perché non le avevamo, diciamo la Ferrari, e questo è un equivoco tattico tecnico industriale, perché è scelto prima l'allenatore, poi il direttore sportivo che non serviva, Mary Poppins, eccetera, che ci ha fatto perdere quel vantaggio competitivo che noi eravamo in testa a queste squadre, no? Potevamo permetterci delle decisioni prima degli altri con la serenità non solo di poter sbagliare, ma comunque eravamo campioni d'Italia, e invece adesso siamo in coda a queste squadre. Punto. Tu che hai conto di tutti gli ammoniti, ma il capitano non dovrebbe essere squalificato per la prossima partita per somma di gialli? No, perché ha un solo giallo Di Lorenzo. Vi posso elencare tutti. State sereni, diciamo. Insomma, domanda. Questo sono stato lunghissimo, ma necessitava. Sono arrivati parecchi gialli nell'inizio del campionato, ma non li ricordo a Di Lorenzo, anche io. Di Lorenzo ne ha 2. Caiuste 3, Elmas 1, Kvara 2, Limston 1, Lobotka 2, Mario 2, per questi anni ne abbiamo un po', Nathan 2, Olivera 2, Politano 1, Simeone 3, Zanoli 1. Simeone 3 è assurdità. Simeone 3. Per quanto poco abbia giocato. E parlando di quanto poco abbia giocato, domanda per Guido: cosa fare per recuperare completamente Elmas nel progetto squadra? Lo andremo a salutare come Zelinski alle ultime partite, sperando che non ce lo facciano partire Zelinski come Amsica a febbraio, eccetera. Non vedo speranze. Chiaramente, tra l'altro, proprio io su Elmas mi piange il cuore dirlo, come lo dissi su Mertens. Sarò felicissimo di sbagliare questa mia sensazione, ve lo sottoscrivo, non avrete manco bisogno di dire ti sei sbagliato, però sono giocatori che tu conosci, vita e morte e miracoli. La sensazione non è, tra l'altro conosciamo benissimo anche la metodologia della Intensiana. Per esempio su Zelinski e Elmas sarà molto divertente vedere poi che cosa si inventa, perché proprio Zelinski si è inventato pure su Albiol, che insomma era irreprensibile, o Caion. È una napoletalità, Guido, tu devi pagare tu a noi a un certo punto per continuare a giocare con Napoli. Caion è andato a giocare in Serie B e ha fatto salire in Serie A di Liga Spagnola una squadra, altro che marchette in Cina. Cioè, poi la gente dimentica certe cadute di stile, perché poi vanno detto le cose buone, ma anche le cose... Perché ci sono, insomma, Napoli ha avuto in questi anni alcuni giocatori che hanno avuto un approccio al mestiere, no? Poi, insomma, si divertiranno, ma è legittimo, sono ragazzi nella loro vita prima, però non ci hanno veramente fatto, non solo vergognare, non resti, cioè, ragazzi, noi stiamo glorificando Fagioli, gli hanno fatto l'aumento di stipendio, la statuina, eccetera. E c'è gente che insulta ancora adesso, me lo dice Tore, Mertens.
vabbè, cambiamo discorso, come fa Garzia. Cambiamo discorso. Intanto grazie a Valerio e Guido per l'assoluta qualità del dibattito. Se ho capito bene l'analisi di Guido, siamo in difficoltà con squadre forti perché negli 1 contro 1 hanno più qualità. Esattamente. Come la pariamo? Io credo, Guido, è bella questa conclusione rispetto all'analisi di prima. Mi pare ancora più evidente che quello che ha fatto Spalletti nel percorso dei 2 anni è capire che poi negli 1 contro 1 non siamo così delle cime, perché non spendiamo il fallo sistematico e magari ci facciamo fregare, e quindi con l'aggressione più insomma in avanti tu eviti questa cosa qui, perché recuperi il pallone più in fretta, cioè non dai all'avversario la possibilità di ribaltare. Era anche il posizionamento dei giocatori che spesso, Valerio, non viene non solo valutato e apprezzato, ma non viene giudicato in base al dispendio di energia, perché essere sempre nella, cioè, quello è il campo di calcio, 110 per 68 il San Paolo, 105 per 65, cioè, la gente pensa che sia la PlayStation, cioè quando un giocatore fa uno ed essere sempre quella zona giusta, sono 2 metri, ma 2 metri tu non 2 metri non prendi il pallone, 20 centimetri tu dici non sei riuscito a bloccare il pallone. E tutto questo, il lavoro di posizionamento in campo, di dominio territoriale delle loro zone di competenza, di creare tutta una serie di rete, di bloccare sul nascere i passaggi, oltre che ovviamente quello che tu sottolineavi con attenzione, l'aggressività, il essere alto, ma quello diciamo è più facile da valutare, perché essendo dinamico in maniera attiva lo vedi più facilmente, è più sottile. Io ci ho perso tutte queste notti vedere invece come era messa bene in campo, soprattutto nella prima parte, e come anche per stanchezza, una stanchezza anche psicofisica, cioè il Napoli c'è stato un periodo del campionato dove non si è accontentato di vincere il campionato, l'ha zannato, cioè il Napoli poteva fare 1-1 con la Roma e se ne va a vincere quella partita in casa, non danno la possibilità. Ma non sono, ma anche Modric lo sta gestendo, è grandicello Modric, no? Ci mancherebbe Ancelotti, no? Però noi li abbiamo considerati tutti Modric, e soprattutto tutti come se ti metti col joystick della PlayStation, uno non si stanca mai. È una Ferrari, per distacco una Ferrari, abbiamo preso un imbecille che guida una Ferrari, e la gente ovviamente è più facile stare appresso a uno spot che invece perdere molte ore. E chiaramente, come faceva notare gentilmente l'amico Belline, quando la qualità del tuo avversario è superiore, come il Real Madrid, e quindi per esempio te la becca all'angolino, il passaggio, lì è più facile che se sbagli l'azione, se non è gol, è molto pericolosa rispetto a una Salernitana. Ma la gente, io mi sono segnato, poi ve lo faccio vedere nell'agenda, qua questo tiro di testa però ci ha graziato, Meret l'ha visto, se era un altro prendeva, se era l'incrocio, perché poi uno non si ricorda tutto delle partite. Si tratta di capire se abbiamo adesso non solo la forza fisica, la capacità di riorganizzare un certo tipo di gioco che ci permette di nuovo di valorizzare al massimo o il più possibile i nostri pregi, e ci sono, l'abbiamo visto oggi, e diminuire i difetti che in questo momento stiamo pagando a carissimo prezzo, con percentuali realizzative a nostro danno, cioè quella difensiva, troppo alte per una classifica di alto livello. Comunque Guido, io volendola fare anche un po' banale, dobbiamo tornare a quel discorso che è quello più facile da capire, cioè della coperta corta. Non può esistere la squadra che è talmente è solida come la Juventus in difesa ed è spettacolare come il Napoli dell'anno scorso in attacco e fare tutto bene, e basta pensare proprio a Politano, cioè Politano l'anno scorso sacrificato, Politano Lozano diciamo, entrambi sacrificati con pochi gol, quest'anno Politano sta performando. Sì, allora, ma sai perché Valerio? O perché anche Garzia sta... E lì lo studio che ho fatto, sai perché? Non è solo per la banale frase che si dice, sai, perché siccome uno si è impegnato, poi arrivi stanco e poco lucido, sai, queste frasi è anche sempre questo fatto di posizionamento, non solo se tu stai più interno rispetto alla... Stare 10 metri più dietro nel campo, ricordatemi Hamsik, quando Hamsik gli si è chiesto di arretrare di quei 15 metri, ha incominciato a segnare di meno,
pur essendo diventato molto più bravo nella difesa della palla, eccetera. È una delle cose nel corso della sua carriera che ha migliorato, eccetera. Mi ricordo Come una partita rischi, no? con Cagliari, ho detto oggi Amsi sta giocando 15 metri avanti, in casa che segna, e fece l'1-0, no? Allora non è che Politano era diventato di colpo una pippa, però se Spalletti giudicava più importante, si era fatto un calcolo, no, tra costi e benefici, chiamiamoli così, sì. più importante, allora se tu nel corso di una partita sarai vicino alla porta invece che 10 volte, 3 volte, una volta fai una grande pallone, una volta sei un po' stanco, una volta una grande pallone, però starai vicino 3 volte rispetto a 10 volte, e su 10 volte, soprattutto con quella qualità, è più facile che anche in tap-in, anche il portiere che non la pappa in maniera irreprensibile, è un fatto purtroppo ormai il calcio è molto attento, infatti Valerio dice se Bacconi ci desse i numeri diventano sempre più precisi e lo studio sempre più preciso, quindi la coperta corta è data in maniera del tutto legittima, umana, ragazzi, quindi non è state criticando, no, stiamo analizzando, ma sono esseri umani, però sono scelte. E gli Spalletti, ripeto, gli riconosciamo questo grande merito, perché non solo è stata uno studio dei suoi giocatori, e quindi uno studio che li ha capiti bene i suoi giocatori e analizzato bene, però lui ha anche detto abbiamo fatto 2 anni in uno quest'anno, come per dire, lui fece questo esempio, come quando devi recuperare un anno scolastico e fai in 2-1, quindi disse è stato molto logorante per i ragazzi. E quindi perciò c'è il mio interrogativo, io non so se adesso Garcia non ha dato delle indicazioni, i ragazzi non hanno si stanno ritogliendo un po' di scorie di un'annata incredibile in quinta, dove tra l'altro nel momento cruciale della stagione, quello dell'incontro, la doppia sfida col Milan in Champions League, noi eravamo meno in forma del Milan, oltre a 3 squalifiche, cioè 3 giocatori di attacco che non eravamo presenti, l'arbitro eccetera, perché non sono dei robot. Purtroppo noi quest'anno, a parte il rigore di Osimhen eccetera, abbiamo pagato qualche a caro prezzo, perché noi abbiamo i punti, non abbiamo più punti di quello che meritavamo rispetto per esempio a una Juve, vedi col Bologna eccetera, abbiamo già preso 9 pali, Valerio, insomma questo non si dice che sono tanti su 11 partite, però è questo, è un campionato di sofferenza. Io spero che le parole di Lorenzo, che non siano solo di facciata, grande capitano, a cui serve lui al Napoli andare a vincere a Bergamo, fare questo switch, non aspettare tutto un girone per vincere un scontro diretto, ecco perché era importante col Milan, no? Purtroppo non è andata, e vi feci l'esempio, vedete l'anno scorso l'Inter, quello è stato un fardello, no? Siano parole convinte che i giocatori dicono vabbè, noi comunque abbiamo delle qualità quantomeno per far sputare sudore agli avversari, non vincere con 5 giornate di anticipo, però sarà un campionato difficile, intanto nato sotto non una cattiva stella, non parlo di sfortuna, sotto un equivoco tattico e tecnico, dove è molto facile dire, dove in questo equivoco ci mettiamo forse anche una scelta forse non ottimale di Garcia, assolutamente ci può essere, però dire Garcia out, sì, ditelo, abbiamo risolto, veloce, quello, mamma mia come banalizziamo, si spendono milioni e milioni negli organici del calcio, tra l'altro mi fa sorridere perché tantissimi colleghi si sono dimenticati di come fecero a Santo Lazzaro Sarri e volevano il suo esonero, poi ha fatto 3 anni nel Napoli, quindi se avessimo dato diretta a loro Sarri sarebbe stato cacciato subito. Sarri out, ma all'epoca non si usavano gli hashtag. No, e non avremmo avuto la grande bellezza. Quando Diego Armando Maradona buonanima disse De Laurentiis ha messo mio zio a allenare, e Maradona che ha un grande me lo ricordo, infatti poi arrivò l'abbraccio, ma dopo, molto dopo. Sì, però no, non era un'accusa dietro Maradona, infatti tra l'altro disse poi lui ho sbagliato perché da grande campione ebbe anche la forza di tornare indietro. Molti colleghi sulla scia, vedi, l'ha detto pure Maradona, lo dicevamo noi, non ci davate retta, l'ha detto Maradona, Sarri è inadeguato, sprovincializzati, ti ricordi? È un allenatore provinciale, può fare assolutamente l'Empoli. Dice Gazzella Bella è stata in primis la società a comportarsi sul mercato nella scelta dell'allenatore come se avessimo una Ferrari, non tanto i tifosi. In effetti, Guido, è proprio quello che stiamo dicendo, cioè quando De Laurentiis dice la puoi allenare pure tu,
la squadra, è quello poi l'equivoco dove tu credi. È proprio quello l'equivoco di cui parlavo. Ormai è proprio chiaro, secondo me, insomma, ci ho perso tante notti. Siamo nati, ripeto, non sto dando una prospettiva futura nefasta, no? No, però abbiamo perso quel vantaggio competitivo territoriale iniziale, cioè noi eravamo in avanti e quindi non solo un fatto di, ragazzi, non è solo un fatto di punti, è un fatto di tempo, no? È come se tu parti 100 metri, però stai partendo da 20 metri avanti, quindi cioè, adesso noi abbiamo perso questo vantaggio temporale e c'è da recuperare. Siccome tu lo devi recuperare a stagione in corso, qualche cosa perdi in termini di punti, è umano, e infatti li stiamo perdendo. Scusate. Sentite, qua mi dicevano, perché nel frattempo ha segnato Scamacca 1-2 per l'Atalanta e qualcuno parlava di rigore, ma ovviamente è Fabio Versati che era troppo veloce perché non è successo ancora. Sì, il 40esimo, 50esimo Martinez e 1-2 Scamacca. Anche Scamacca io non l'ho messo nel fantacalcio per farlo segnare. Siciliana, l'Inter continuano a sminuirla, però quelle 7 vittorie su 8 nella parte finale della scorsa stagione, più la Coppa d'Italia, più la semifinale di Champions League, cioè, si è quadrata, soprattutto sta prendendo, oggi ha preso un gol. Per lo scudetto, ragazzi, io ve l'ho detto, per ora non voglio dire no, mettiamolo molto in stand-by, ci sarà da sudare per il quarto posto. Per il quarto posto oggi il Napoli riscavalca l'Atalanta e non sta molto indietro in classifica del Napoli, cioè dobbiamo altro che le 3 vittorie, servono 4-5 consecutive. Domanda su Lindstrom: non ha spazio, non ha fortuna, non è quello che si sperava? Allora, io ho la gioia di vedere gli sportivi migliorare, eccetera, e anche la serenità. Non mi sta piacendo l'analisi, soprattutto, e mi stanno deludendo molto, però non li voglio nominare, determinati colleghi. Se io chiedessi allora dei colleghi, non penso alle amiche Bellini, amici Bellini, perché sarebbe anche scorretto e chiedere troppo di avere una conoscenza così capillare del calcio. Russotto. Mo mi dovete dire, colleghi, ma sì, senza andare a vedere sul telefonino tutte le squadre in cui ha giocato Russotto. Si diceva un gran bene di Russotto. Ah, bravo, te lo ricordi, perché ci titolavano le scatole che Rei era scarso, lo spreco, perché siccome su Wikipedia stava scritto che era uno dei 50 giovani votati, come si chiama, Russotto non ha fatto più la Serie A e la Serie B. Però, esatto, da non confondere con Rossitto, che magari gli amici Bellini si confondono. Guido Gentile era un peperino che fece 3-4 partite. A me era pure umanamente simpatico, sia chiaro, non è che io lo dico sempre, tra l'altro ve lo dicevo tra le righe, permettimi, apro parentesi, ogni giocatore che ha vestito la maglia azzurra per me è il mio eroe, basta che non ha compiuto atti illeciti come se non ha scommesso, io ve lo dicevo, se chi si vuole ricordare. Quindi i giocatori che hanno vestito la maglia del Napoli per me sono eroi, poi ci sono quelli con cui uno è entrato più, insomma, in empatia, cioè, no, è inutile di fare gli bagni, per me sarà sempre bagni, cioè. Ok? Quindi non è bocciato. Però il discorso è che giornalisticamente Rog fai giocare a Rog, te lo ricordo, e poi no? Siccome dicevano questo in trasmissione, tu senti i tifosi che chiamano Rog là, che non sapevano manco che esistesse sulla faccia della terra, allora Rog, un onesto giocatore, Cagliari, Serie B. Allora, ora vi svelo un trucco, una cosa che forse qualcuno per miei errori non ha capito. A me umanamente Sarri mi è simpaticissimo e non è ironico, perché innanzitutto è uno che è venuto dal mondo civile, dalla banca, e per realizzare un suo sogno, quindi solo per questo merita la mia riconoscenza e stima, ha lasciato tutto, prendendosi umiliazioni, la difficoltà di essere un signore nessuno che gliel'hanno sempre fatta pagare fino al Napoli, no? Poi mi piace questa commistione di una persona molto intelligente, con un grado di cultura, ma che ha quest'anima estremamente popolare, a volte che scade nel triviale, no? Quindi umanamente, se io dovessi dire non mi sento tradito da Sarri perché non mi ha fatto fesso, io capivo che si era costruito un personaggio, quindi non c'era manco lui detto sei andato alla Juve, non sono contento, però non essendo caduto in quel tranello, quindi io Sarri, dove non mi piace, ma si dice perché ogni tanto è nella narrazione che viene stata fatta su Sarri, quindi vedi, e sul fatto che io non amo molto gli allenatori integralisti. Perché vi faccio questa premessa? Perché
si può sembrare che io ce l'ho sempre con Sarri, no. Ma voi pensate, siccome Sarri invece è molto integralista, ma voi pensate che Sarri è un indeficiente, se Rog non era fortissimo, state sicuri, lui la lingua, tutte quelle cose che ti ha raccontato, perché è un uomo intelligente, e sparivano. Se era Modric... Tra l'altro basta vedere adesso quando è arrivato Guendouzi è diventato subito titolare e ha tolto Però la narrazione conta di più dei fatti, e vi ho fatto un esempio a mio sfavore, però sfoghiamo, cioè no, scusa, confutiamo un dubbio, visto che qualcuno Guido ce l'ha con Di Lorenzo, no, ce l'ha con Sarri, no, con Sarri ce l'ho io, se viene da me Sarri, perché non quelle cose che ha detto. Però io non caddi in quel tranello, il comandante, gioia e rivoluzione, e quindi non essendo caduto nel tranello, no, se io fossi caduto nel tranello sarei come un pazzo. È chiaro, io sì. Però per dire, Rog poi alla fine aveva ragione Sarri e torna il campo sta parlando. Allora io qual è la risposta che vi do? Lo dobbiamo vedere, però questa nobilitazione di questo giocatore che è fortissimo, ma perché? Ma voi veramente... Allora parlate con me, mi devi dire in questa partita, io poi mi sono andato a vedere delle cose, ma non YouTube. A questo minuto, raga, un po' di serietà. Stai bocciando quel giocatore? No. Lo stai promuovendo? No. Lo voglio vedere un campionato e mezzo, neanche uno, perché a volte tu fai un campionato e poi sparisci. Però state sicuri che gli allenatori, non fosse peraltro per difendere e finisco la loro panchina, state sicuri che i giocatori forti, quando sono forti, se ne accorgono in un secondo e fanno di tutto per mettere in campo. Basta l'esempio di Kvar, arriva, è il più giovane, gioca, titolare, basta. Si fa la squadra intorno a lui, cioè, si sacrifica Politano, non lui. Cioè, calma, vediamolo. Però secondo me questo tiro al piccione enorme, Garcia, sulle magliette, sulle cose, sulle pettorine, eccetera, ti mando un'immagine, Valerio. Sì. Chiaramente comunque lui sarà arrabbiato perché ha detto io sono andato a Napoli perché giocherò tantissimo e non so se poi lì ci sono stati degli accordi sociali, no, tu qui sarai quasi titolare, anche qui è un equivoco tattico, tecnico, è stato comprato al posto di chi? Di un eventuale vice Zelinski, cioè vedete, noi siamo nati sotto una serie di equivoci tattici e tecnici e industriali. Questa ormai serenamente possiamo dire, ed era il rischio che io non volevo, che avevo detto 6 mesi fa. Questa è la punizione. Aspetta, adesso la prendiamo la punizione, visto che mi ero... Cioè, è bella sta cosa che dice Davide, dice come fare a condividere con Garcia la lucida analisi di Guido sull'equivoco tecnico tattico industriale. Davide, l'unica speranza è, visto che gli addetti ai lavori se le guardano le live, fanno finta di no, non se le guardano, insomma, che qualcuno si prenda questa cosa e decida di farla sua e di portare una cosa, ma oramai abbiamo preso un altro tipo di piaga o di piega. Io ho l'impressione posso sbagliarmi, ci furono un po' di segnali reciproci che Spalletti l'anno scorso ci abbia visto parecchie volte, perché ci siamo lanciati delle frasi che poi, però può darsi che sbagliamo. Ho l'impressione che Garcia non sia capitato ancora sul tuo canale, è un'impressione per dire, anche per tante ragioni di chi lo circonda, e invece sarebbe molto utile che inciampasse, diciamo, sul canale di Valerio, perché innanzitutto capirebbe che è vero che c'è molta maleducazione, adesso è accerchiato, però c'è anche tanta gente per bene che ama il calcio per bene e che sta cercando di approfondire e che c'ha dei pacifici, no? Visto che lui ha usato una parola, lo stanno attaccando in maniera ignobile sull'italiano, con persone che non parlano manco l'italiano, con questo parla 3 lingue, vabbè, comunque. Ma se. Allora, questa punizione, no? A prescindere da... Allora, tu puoi dire quello che vuoi, io non voglio tornare su Meret, cose eccetera. Uno può dire Meret è fortissimo, questo è un cane eccetera, però se tu poi fai tutta un'analisi e fai il disegnino, te l'ho presa da dietro, poi c'è un bellissimo speciale di Hazan dove la fa vedere da tutti i lati possibili e immaginabili e ci sono anche i video dei tifosi dalla curva A, dalla curva B eccetera. Possiamo dire, ma non perché lo dice Guido Gentile, cioè lo dice il campo, che è quasi centralissima, cioè manca veramente meno di 1 metro e in linea col dischetto di rigore.
Ecco, se tu mi fai un'analisi che mi sembra tutta un po' strumentale per parlare bene di Mané, parlare male di Magnana, poi fai vedere i gol che ha preso il Barcellona in mezzo alle gambe, però non fai vedere tutta l'azione, cioè, diciamo che è tutta spostata da un lato. Tu puoi dire il portiere è partito in ritardo, aveva la mano molle, tutto quello che vuoi, ma non mi puoi dire che la punizione è spostata tutta sulla destra di Magnana, perché è un falso storico. Il problema è che al giorno d'oggi, togliela Valerio, la narrazione è diventata più importante della verità del campo e fa opinione, e fa massa, e fa malcontento, e purtroppo, e lo vedremo anche con Spalletti, perché adesso lo stanno glorificando, ma Spalletti invece lo criticavano per le conferenze, è moscio, filosofico. Chi adesso dice che è un genio lo attaccò perché aveva umiliato Meret e disse Meret se ne deve andare, dopo che, prima perché faceva giocare Spina, poi perché ha voluto fino all'ultimo un altro portiere. Però la narrazione è più importante dei fatti, anche di chi ha cambiato narrazione. Questo è uno dei mali del calcio, perché poi probabilmente energie anche agli ambienti, parlo agli allenatori, ai giocatori, le toglie, secondo me. E tornare su una relazione che sia anche critica, nel senso che si intende in maniera superficiale, ovvero negativa, quando la critica è un'analisi di un testo, di un film, eccetera, ma almeno che si basa sui dati. Cioè, se la punizione è semicentrale, ma non è che l'ho decisa io, lì è stato fischiato il fallo. Ma adesso è diventato difficile, cioè il primo tempo inguardabile, il più brutto di tutti i tempi del Napoli, ma non è vero. Cioè, fino al secondo gol il Napoli ha giocato anche meglio del Milan, che è stata brava. Gli ultimi 8-10 minuti sono stati da incubo, dove abbiamo rischiato il terzo, di nuovo il terzo, ma non tutto il primo tempo. Però lì è, dice, l'hai guardato tu così la partita. Lì posso dire che l'ho guardata io, ma se sui minuti no, a volte tu dici che ha passato quel giocatore la palla per l'asse, invece un altro, sulla posizione di una punizione e gli errori sono tanti, però sono errori tra l'altro a bocce ferme, perché non durante la partita quando l'arbitro, no? Dice, il racconto approssimativo, quello è. Però si fa un'idea, per portarla avanti approfondisce solo dove vuole lui. Però sta diventando troppo frequente, fammi dire, so. troppo frequente. Domanda per Guido: e quindi, considerato il nuovo allenatore, non sarà che quest'anno lo stato migliore di forma ce lo dovremmo aspettare alla fine, non all'inizio? Ma noi intanto dobbiamo sperare che Garcia ormai va avanti di partita in partita, perché al prossimo inciampo bravo, questa è una cosa secondo me fondamentale, perché noi abbiamo vinto tutto a posto, stiamo facendo l'analisi. Se avessimo pareggiato, non c'era analisi da fare, avremmo parlato di esonero, perché questa è la situazione. La punizione è un fatto, quello che vi sto adesso per dire è una sensazione, e quindi assolutamente, diciamo, basata non su dati numerici, eccetera, è una sensazione però basata sul racconto generalizzato che c'è in città, eccetera. Che viva con questa spada di Damocle che pende sulla sua testa e che da un momento all'altro può cadere, anche perché sta diventando veramente pesante. Cioè, io ho sentito, sbaglio quando mi metto il recupero delle trasmissioni, cioè quando tu un quarto d'ora insisti su una cosa, un quarto d'ora, a parte che abbiamo capito, collega, hai detto questa cosa, è un tuo parere, va benissimo, l'hai riletto, ma non l'abbiamo sentito, stavamo in cucina in bar, l'hai letto la terza, un quarto d'ora. Cioè, c'è Antonio Albanese che una volta fece uno sketch con la Nannini, c'è 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, ma poi rotto il cazzo. Un maestro della comicità come Albanese, allora non è una parolaccia, ma un grande maestro, nel ruolo di Alex Drastico, vi cito, andate a recuperare su YouTube, 1 minuto, 2 minuti, lui faceva la Dandini faceva, e lui faceva bella questa musica armonica, bella, 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti. Quindi Garcia probabilmente, per rispondere all'amico Bellino, sì, probabilmente ha strutturato la sua stagione con un esonero, no? Per cercare di ottenere il meglio. Metti che il Napoli vola a gennaio, pur non avendo chissà, Osimhen, che comunque non lo sta avendo mai, no? Che è un periodo cruciale tra sconti importanti diretti e la Supercoppa, che sempre io la voglio vincere, ve lo dico, per me non è una coppetta, e se non la vinco ci rimango malissimo. Quindi, e Guido Gentile ha detto prima che iniziasse il campionato, lo ridico sempre,
per me se il Napoli arrivasse, non è che arriverà, non è una previsione, è un sogno, terzo in campionato, vincesse un trofeo, pure la Supercoppa, e confermasse i quarti di Champions League, sarebbe una stagione trionfale. Ho usato il termine trionfale, non una buona stagione. Oggi probabilmente voi mi direste, amiche belline, forse hai ragione, mettiamoci una firma. Oggi si attenzione, volar basso, accontentarsi di un pareggio, ma avere buonsenso, esperienza e capire che bisogna procedere per step. Intanto anche quest'anno io metto una bandierina. Assolutamente, perché non entriamo in contraddizione, perché io lo ripeto e insisto, fa bene Di Lorenzo a parlare di scudetto, è quello che deve essere l'atteggiamento per arrivare probabilmente a un terzo, a un quarto posto fatto convinto e fatto bene, perché se non puntiamo molto in alto, lì in quella fogna di troppe squadre diventa difficile. Leggi, andiamo sul tattico, leggi la domanda. Sì. Perché... Oggi finalmente, Mirko, una situazione di confusione nella nostra area di rigore, abbiamo spazzato il pallone. Nelle partite precedenti, eppure lo scorso anno, prendevamo gol. Fragilità? No, forse anche, innanzitutto non c'è Kim e c'è Ostigar che ha un gioco diverso. Napoli, a volte tu devi anche leggere la partita, vedi che hai tanti giocatori avversari nell'area. Il Napoli nel secondo tempo ha fatto un errore, dobbiamo dire, che non è un errore tattico, un errore psicologico, che faceva anche con Spalletti, che faceva anche prima con Gattuso, cioè un errore storico del Napoli. Pur avendo nel corso degli anni aumentato progressivamente la qualità, a volte anche nella panchina, no? Noi abbiamo Raspadori e Simeone, no? Qual è il difetto classico, lo diciamo sempre nel Napoli? Non ha fisicità, no? È una cosa che non fa fare. Quando tu la metti sulla bagarra, e noi abbiamo avuto 10 minuti, l'ha detto anche Pardo con grande lucidità, poi Pardo è sempre soft, no? Non è mai velenoso, provocatore, abbastanza diplomatico. Ha detto è un momento della partita, no? Ha detto, con pochi valori tattici. Ecco, quando tu la metti sulla bagarra, il Napoli scompare dal campo perché tu azzeri quello che è il tuo vantaggio, il vantaggio tecnico, delle scambi, delle triangolazioni da Barcellona che voleva entrare in porta col pallone nel primo tempo, erano di alta qualità, ragazzi. Sì. Anzi, parentesi, vogliamo tirare un po' di più, cari amici, a volte con più velocità, tipo Anghissà, non te la devi aggiustare, tira come viene il tiro, perché poi invece te l'hanno ribattuto, è scomparso il tiro là fuori tranne Kvara, e va apprezzato, che ha sempre il coraggio di provarci, chiusa questa parentesi. No, perché, quando noi la mettiamo sulla fisicità, abbassiamo questo, qual è il nostro valore competitivo più alto, no? La qualità tecnica, e quindi diamo un vantaggio all'avversario, e diamo il vantaggio perché invece noi non è una squadra fisica cattiva, il gomito eccetera, no? E poi quando tu ti porti tanti uomini, e ci abbiamo rimesso la penna quest'anno in qualche gol, vedi Genova, nella nostra area, è pericoloso. Quindi non è fragilità, può anche essere semplicemente buonsenso e aver letto la famosa lettura invece poi della partita, che ok uscire, avere sempre questa predisposizione, l'abbiamo avuta, penso Di Lorenzo una volta poteva spazzar via e ha perso Papa, oppure ha guadagnato semplicemente una rimessa laterale quasi dalla bandiera di calcio d'angolo. Può anche essere semplicemente lettura della partita, non solo in base alle tue energie, in base proprio alla capacità di leggere quelli che possono essere in quel preciso momento i pericoli che ti vengono da quell'azione. La lascerei come un interrogativo aperto, non con fragilità. Vediamola. Abbiamo corso meno pericoli rispetto a come non mi è piaciuta invece una interpretazione del secondo tempo con l'Union Berlino, che è sembrata meno forte, meno convinta della serenità, ad esempio. Quindi sì, cioè valutiamo, è uno spunto interessante, valutiamolo nel corso delle prossime partite, se si verifica, come si verifica, in che momento della partita si verifica, perché sennò è troppo banale. Chiaro. Ostergaard non male come no. Partita. Noi purtroppo non abbiamo sostituito Kim con un giocatore anche meno forte, meno carismatico, quello che vuoi, che avesse le stesse caratteristiche. Quindi Nathan ha caratteristiche totalmente diverse. Ostergaard ce lo diceva Spalletti, no? Che tra l'altro ci ha fatto capire che aveva delle lacune e che durante gli allenamenti avranno lavorato molto. Lui poi ha giocato poco l'anno scorso, però sta uscendo con dignità. La cosa importante, io ve l'ho sempre detto, questa è una cosa a cui ci tengo molto, invece di andare appresso a certe trasmissioni, questo non è buono, Mario lui, che mi sembra bocciare nessun giocatore, noi abbiamo bisogno invece di avere quanti più ragazzi, no, nostri calciatori,
che stiano mentalmente dentro la partita anche quando sono in panchina e pronti ad entrare. Mi è entrato molto bene, a parte uno stop sbagliato di Elmas, no, su un passaggio. Elmas oggi è entrato bene in partita, non solo voglioso di spaccare il mondo, ma un po' meno ansioso. E quindi perché poi Elmas un po' di qualità ce l'ha, perché è uno che sa che c'è la qualità e vuole andare fino in fondo, chiudere l'azione, il triangolo, il tiro, cioè. E Ostica quest'anno lo stiamo venendo concentrato, dobbiamo capire poi fino a che punto le sue qualità ci sono e cederanno, però ha caratteristiche sia lui che Juan Jesus che Nathan, che è un terzino di una difesa a 3 e non è un centrale, e a quel tipo di movimenti possono, e lì è le famose equivoco tattico, no? Possono compensare. Guido, tra l'altro prendo spunto di questa cosa, il famoso, quello che adesso chiamano braccetto, e mi faceva riflettere perché stavo ascoltando, non mi ricordo quale trasmissione, forse sempre Taconasso con acqua, tranquilli. Sì, è sempre acqua, la vena è sempre acqua. E noi li chiamiamo terzini, ma i terzini sono quelli, il quarto. Però sì, la parola terzino viene proprio dal terzo, sì. Quindi dall'idea che si poteva difendere anche a 3, quello era il terzino, il famoso braccetto. Adesso il terzino è il quarto, e poi ci sono i famosi quinti di centrocampo. Allora, qua c'è il fatto della vecchiaia di questo ragazzo, terminologia. Però non, ed è una giustissima osservazione di Valerio, ma perché ci dobbiamo anche divertire. Apro e chiudo una parentesi divertentissima. Ho rivisto dopo tanti mesi il mio corniciaio, che tra l'altro tifoso del Milan, ma rinnegava il Milan di Berlusconi, da vecchio amico comunista, eccetera. Quindi e a un certo punto fa: Guido, ma quanto non ama questo calcio? Io avevo il calcio con i numeri, con il 9, no? Il 9 era il 9. Ormai abbiamo detto, ma tu hai visto la maglia di quest'anno del tuo Milan, che è stata più brutta della maglia della Juve dell'anno scorso, che ha superato in bruttezza quella del Napoli qualche anno? Non me ne parla. Però sì, c'è, chiusa questa parentesi, cioè a volte questa contraddizione, questo cortocircuito, c'è una terminologia che affonda le sue radici in un calcio che non c'è più, e la innestiamo in un calcio moderno. Però è giusta la tua puntualizzazione. Piccola parentesi che non vi sto citando in queste, invece era un mio cavallo di battaglia, e attenzione che poi nel girone di ritorno è un elemento fortemente penalizzante. Mi è venuto in mente in base a questa osservazione dell'amico Bellino. Nel primo tempo si è giocato 45 minuti con 0 minuti di recupero, nel secondo tempo 45 minuti con 5 di recupero. In realtà ha fischiato la partita a 52 secondi, 10 secondi prima, eccetera. Il tempo effettivo nel secondo tempo, pur avendo 5 minuti in più del primo tempo, è 24,47 rispetto ai 29,10. Ragazzi, nei secondi tempi, quindi non sto giustificando la spazzata finale, piuttosto non complichiamoci la vita a non chiudere certe partite, perché poi è difficile andartela a riprendere, perché non si gioca, non ti fanno giocare. Non è lo stesso tempo, tu puoi recuperare quello che vuoi tu, ma è un non calcio quando vai nel finale. È proprio vero. Ti chiedono, Guido, ma questa Supercoppa, che tu hai citato anche la Supercoppa, la giocheremo? Che ne pensi delle dichiarazioni di ADL in merito? La giocheremo, anche se è un quadrangolare, non è una Supercoppa, li dovrebbero cambiare denominazioni, ma certo che la giocheremo. De Laurentiis, di stare appresso su queste cose. C'è tante, non sono manco provocazioni, sono sparate inutili che non sono. Un presidente non dovrebbe. Con Tore ci siamo scambiati, apro subito, chiudo questa parentesi, dei pareri su alcuni stadi, uno che l'hanno costruito, ammetto la mia ignoranza, non l'avevo visto, quello di Bordeaux, e uno che lui non aveva visto, quello stadio che stanno costruendo sui docks dell'Everton, no? Ecco, io sarei molto più affascinato di un presidente che invece sta seguendo con attenzione il progetto di questo nuovo San Paolo. Noi con Tore abbiamo un'idea, tra l'altro comune, di dove lo realizzeremmo, e non la dico per rispetto dell'amico architetto amico Bellini, Tore, anche perché facciamo già troppi regali in giro da trasmissione, piuttosto che queste cacciate che trova nel tempo che poi in realtà vengono, come si dice, no, ritwittate, vengono là tutti, sì, come è andato a trovare il tifoso, il caffè.
non mi interessano sinceramente. Il quadrangolare, perché non è più una Supercoppa, che non ha senso. Cioè, tu pensi se la vince la Fiorentina, una squadra che ha perso una finale, quindi tu hai perso una finale, cioè ci può stare, che poi vince una Coppa. Ci stiamo svendendo per il quarto spicciolo. No, la faremo, tranne ovviamente se comunque quello è un auspicio assolutamente, diciamo, io spero che si faccia, perché se non si dovesse fare significa che le cose in campo geopolitico mondiale sono andate così male da un punto di vista delle guerre, quindi però sì, si farà. Jacopo dice che l'ho eletto nel pensiero, oggi stava recuperando gli spettacoli di Antonio Albanese, grande Alex Trastico, guido telepatico. Nel frattempo ci tengono aggiornati che l'Union perde la 13ª partita consecutiva 3-0 contro l'Eintracht Francoforte, quindi si ripeterà una partita drammatica. Io non sono mazzarriano, ti ricordi, col Pescara la partita più difficile, che c'era questa narrazione che era la partita più difficile, però diventa veramente, cioè, una partita cardine, perché il Napoli la deve per forza vincere, perché non è vero che è qualificato, e a me non piace se vince questo, se succede questo, eccetera. Proviamo a fare questo gioco che io non faccio mai, infatti non mi sentite mai fare queste tabelle in questo modo. Vince con Real Madrid, vince col Braga, poi che fa il Braga in casa con l'Unione Berlino, no? E se vince il Napoli perde con Real Madrid, no? Nell'ultima partita tu puoi anche solo pareggiare, però non puoi permetterti di perdere col Braga, se no vai fuori, no? Tranne se non tutto un calcolo di gol, eccetera. Quindi e adesso non puoi permetterti di pareggiare, perché potresti trovarti sotto. Però ne hanno messe veramente tante, quindi questi prima o poi, spero molto poi, cioè dopo che ne incontriamo noi in una partita, la pareggiano, quindi diventa una partita, può essere molto delicata, cioè non chiaramente i valori in campo sono, però il Lecce retrocesso vinse con la Roma, che aveva stracciato il campionato e battuto la Juve in questa rincorsa meravigliosa, e poi la Roma non vinse scudetto. Vinciamo le prime partite, per me non esiste Giulio Cesare e Catone il censore, quello era latino e si traduceva a scuola, questo è calcio, sono due cose diverse. Quindi, partita delicata, non la migliore, la partita però non è una fine, però diventa molto delicata, perché il Napoli ha un solo risultato utile a sua disposizione, la vittoria, un solo risultato utile a sua disposizione, la vittoria, non sono arterosclerotico, lo ripeto 2 volte perché vale per il ranking web, un solo risultato assolutamente, la vittoria, perché vale per il ranking necessario per la qualificazione del campionato mondiale per club, quindi si deve vincere, non è scontato. Questa squadra è in profondo rosso, nero, eccetera, quindi anche per una questione di onore, e per loro è l'ultima spiaggia, perché tecnicamente se perdono questa partita poi matematicamente non si possono proprio più qualificare per possono vincere, non possono manco fare Europa League poi, esattamente, quindi sì, proprio diventa un fatto numerico, quindi sono non preoccupato, perché c'è altre una partita seria, va fatta una partita seria, ecco, una partita seria, non una partita seria da affrontare con la massima concentrazione. E secondo me non ha fatto male a togliere Kvara, che tu dici io non glielo toglierei mai, perché ragazzi deve pure riposarsi. Ha preso un sacco di calci oggi, ha preso tantissimi calci, tanti, ha cercato il dribbling, il ragazzo è di nuovo motivato, e tra l'altro se noi non avessimo messo Elmas non avrebbe segnato e adesso sarà in autostima, quindi secondo me Kvara non si è abbassato l'autostima per la sostituzione, semmai ha evitato un ulteriore calcio. Elmas ha fatto 24 minuti, ha fatto un gol lì. Secondo me abbiamo guadagnato 2 giocatori, però deve giocare lui fino a lui. Io non lo toglierei mai. Io se devo dire una cosa a Garcia oggi, purtroppo mi ripeto, Zanoli al posto di Lorenzo, cioè avevi ancora un altro cambio e sul 2-0 far riposare il capitano una ventina di minuti, secondo me ci stava tutto. Pure secondo me anche lo box ha fatto partitone. Quindi non si segna mai da fuori area. Questa cosa accadeva anche la scorsa stagione, i gol da fuori sono importanti, ricordiamo quante partite sbloccate ai tempi di Inler e Zemaili. Guido, questo mi ricorda una cosa, e Fabian Ruiz, Fabian come no, più recentemente mi ricordo una cosa, Inler è uno di quei giocatori che ha sempre diviso la piazza. Io ricordo c'è chi lo riteneva da Serie C, da Serie B, io lo adoravo. Tra Inler e Zemaili per esempio
capisci una cosa del calcio. Per esempio Zemaile aveva un tiro, una capacità di tiro pazzesca, però a me il giocatore non piaceva, lo vedevo spesso inciampare da solo sul Sì, era un pallone di po' ripartenza. dispersivo. E poi ti devi trovare anche in un Napoli che era meno forte, sai, con un giocatore diverso a fianco, cioè con un Lobotka, sarebbe stata tanta roba. Caspita. Ad esempio, questa domanda, questa osservazione che è giusta, ovviamente il livello stasera è altissimo e noi non amiamo. Oh, voi parlate male, no? Vorremmo qualche gol in più da Foriani. Ad esempio, Zelinski sta facendo una stagione straordinaria, secondo me. Però Zelinski non gli puoi chiedere di fare interdizione, raccordo, tutto quel movimento, sta avendo una serie di tocchi, come si libera dell'uomo della palla, perché sta venendo meno. Zelinski qualche botta da fuori aria oggi comunque per esempio un paio di gol Zelinski ce li ha, anche di più teoricamente, però è sempre quel discorso: se non lo vogliamo 10 metri più dietro o tra le linee, essere così incisivo. Quando Gattuso l'ha avvicinato di più alla porta, Zelinski l'ha premiato con la miglior stagione realizzativa. 10 assist. Però per esempio Anghissà e Lobotka un paio di gol in stagione ce li devono dare da fuori aria, o non gol ma dei tiri che costringono il portiere a una grande parata. Ci può essere un tap-in, un calcio d'angolo e mantieni la squadra in attacco e velocizzare il tiro. A volte noi arriviamo anche bene ai limiti dell'area di rigore e continuiamo questa azione manovrata. Questa è una cosa che invece si può migliorare con gli allenamenti. Un messaggio che lanciamo a Garcia, che da uomo intelligente, se ci segue, capirà che non siamo né ostili né negativi, perché nei piedi ce l'hanno, offensivi. E può essere molto utile in tante partite, soprattutto nei secondi tempi, nei gironi di ritorno. Quindi un gol su punizione l'abbiamo fatto, meglio le punizioni 1-1 che i rigori, no? Certo, nel frattempo è finita a Bergamo, quindi l'Inter, questa è una vittoria pesantissima per l'Inter. Vince l'Inter e quindi la cosa positiva è che non ci sovravanza l'Atalanta. Io ero in dubbio, Guido, quando era cominciata questa partita, lasciar scappare l'Inter o almeno tenersi dietro l'Atalanta. Sarebbe stato meglio un pareggio. Meglio un pareggio è tristemente banale, ma anche drammaticamente vero da un punto di vista utilitaristico, sportivamente parlando, per noi tifosi napoletani. Io ti ho detto dall'inizio del campionato, aspetto la 13ª per fare tutti quei calcoli guideschi che voi, ormai ho capito, alcuni di voi piacciono molto, però Inter, Milan, la Juve agguaplata come un avvoltoio, eccetera. Si è fatta una narrazione totalmente sbagliata, tra l'altro contraddicendo quella che è stata la chiave di lettura dell'anno scorso, no? Che il Napoli, proprio cambiando, rinnovando determinati uomini con maggiore entusiasmo, che non avessero anche uno storico di trauma, no? col passato, no? È quello che ha fatto il Dzeko. Tra l'altro ne hanno guadagnato tutto, perché dei giocatori ex Inter stanno andando a dominare il campionato, sono primi in classifica in Turchia, quindi a volte bisogna cambiare, no? Per ridare nuove energie. L'Inter questa è una strafavolita, punto. E la vittoria di oggi, per rispondere a Valeria, è pesantissima. Sono uno di quelli vivi che l'Inter prende, molto, molto pesante. Per loro bene, ma sì, per noi adesso la lotta al quarto posto, diciamo, non vede ancora una favoritissima. E tra l'altro il maestro Sarri, che ha perso 5 partite su 11, sono tante 5 partite. Tosta per Sarri. Virgilio, che ringrazio tantissimo per il supporto dalla Germania, soprattutto buonasera, soprattutto a signor Gentile, perché noi ci sentiamo, non è che soprattutto perché noi ci sentiamo tutti i giorni. La posso chiedere come la valuta l'amministrazione delle risorse umane della squadra finora? Grazie e saluti dalla se Germania. posso specificare meglio che cosa mi vuole intendere, sì. L'amministrazione delle risorse umane intesa di tutto l'organico Napoli, perché è interessante, perché potrebbe solo dei giocatori, perché no, non è detta con provocazione, nel senso, fatemi capire meglio, perché sennò vai Virgilio, è una domanda molto insolita, no? Se tu vedi non viene fatta nessuna trasmissione, però anche Virgilio, molto importante, perché poi attenzione, una società e una squadra ha tante componenti, no? Ci sono anche la componente medica,
che fu uno dei motivi di attrito nella gestione Ancelotti, per esempio, no? Il Che invece sì, il famoso, anche nell'episodio dell'uscita di Ospina che si fece male, ci fu una mia collega che lo attaccò in maniera, forse l'hanno anche querelata, perché disse di cotte di così, la gente non si ricorda quello che dice, quello fa. Io poi, avendo questo difetto enorme nella memoria, ma io mi tengo fuori da queste cose del Valerio, perché proprio anche nel cinema non ho mai amato lo scandalo in sé per sé, perché dura poco, io devo resistere a lunga distanza, no? Proprio poi non ho interruzioni nel corso del mio anno, solo nei video che mi sono preso una lunga però dal vivo no. Però ho promesso a Valerio che invece adesso sarò uno. Dice Virgilio, proprio della squadra come fisica. Beh, contrariamente a quello che è la narrazione, il Napoli non sembra in difetto, a parte le prime giornate dove comunque è normale che tu puoi avere delle gambe meno brillanti perché non tutti hanno la stessa preparazione, e solitamente le squadre che lottano per la retrocessione, alcune, fanno un altro tipo di preparazione per avere molti punti all'inizio, eccetera, anche perché non devono fare una Coppa Italia lunga, sanno che escono i primi turni, non hanno le coppe europee, eccetera, quindi è tarata su 39-40 partite. Tu Garcia la volete dare sparando che siano tipo almeno 51-52, ne abbiamo fatte 48, no? 49, cioè. E quindi è diverso fare 50 partite su 38. Tra l'altro quelle 10-12 in più non sono Napoli-Lecce, ma Real Madrid. Però io il Napoli non è venuto meno per mancanza fisica, a volte anche ha provato a recuperare delle partite, a volte c'è riuscito, a volte no, come il 2-2 di Genoa e di Milano, ma degli errori tecnici e tattici, però non sembra in ritardo in questo momento del campionato. Poi ha avuto degli infortuni a inizio campionato che secondo me hanno causato degli infortuni, penso quello di Anghissà che è tornato troppo presto, ha avuto degli infortuni in nazionale dove non è colpevole Garcia, la preparazione, ha avuto qualche infortunio come Rachmani o Osimhen, sì, eccetera, lì. Però non io, sia per il bene del Napoli, anche per una umana curiosità di vedere una diversità, vorrei che vincesse più partite, proprio non fosse sonato, per vedere se poi effettivamente c'è un colpo di coda in un momento dove noi storicamente perdevamo punti. Però in questo momento non vedo una deficienza di preparazione tecnica atletica, d'altronde non le terminano affanno le partite, no? Io al massimo possiamo dire veramente un po' di stanchezza da parte del capitano, ma perché si accumulano anni e anni, cioè anche il giallo che prende lui oggi è proprio perché in affanno lo stavano puntando ancora. E io benedico, quel giallo là è un giallo benedetto, non farlo scappare, lo spendi il fallo e il sacrificio va bene. Valerio, è un fallo onesto, pulito, non cattivo, esatto, ma che ferma l'uomo. Un fallo ci sta, noi ne subiamo molti. Kvara oggi ne ha presi più di uno, però continuo a considerare che fu quantomeno, come si dice, un po' imprudente quell'affermazione in conferenza stampa, perché serve una conto, quella buttiamo sul ridere, una conto Macumba. Ma io penso che da un punto di vista della concentrazione, dell'impegno, cioè, non ho questo timore, è proprio un fatto umano che questo ragazzo da prima del Covid ad adesso non si ferma mai, no? E gli chiediamo sempre il massimo, in un ruolo dove tra l'altro non è il centrale di difesa, un ruolo dove corri tanto, Caspita, e lo interpreta pure al massimo per 95 minuti. Tra l'altro in questa nuova formula, no, con Garcia, una cosa che a me piace nel calcio, la sovrapposizione. Se stai vedendo, lui sta andando tanto in sovrapposizione, anche con il timing giusti, è una cosa molto bella. E alterna tra esterno e interno, cosa che non fa vedere. Però Valerio, tu devi sempre considerare che il campo è 110 metri, cioè arrivare fino all'ultimo metro della linea di fondo, no? Tra l'altro gli ultimi metri con un'intensità diversa di passo, di corsa, no? Perché non è che aspetta piano piano, no? Aggiungiamoci anche che si deve fare tutte le corse dall'arbitro perché deve parlare lui. Sì. Cioè, il ragazzo la pagnotta se la sta sudando, e ci può essere, perché parliamo sempre di centimetri, di secondi, centesimi di secondo, che tu perdi un attimo di brillantezza. Infatti sono pienamente d'accordo con te, uno dei due, soprattutto dopo il 2-0, l'avrei cambiato. Questa è una sbavatura che, come lo facevo per Spalletti,
devi sfruttare i 5 cambi, cavolo. Non vorrei che, per non sentirsi dire, visto che è stato veramente una settimana atroce perché ha messo Zanoli e non ha messo, è difensivista, ha difeso il pareggio, ha difeso la panchina, cioè veramente quello sarebbe un brutto segnale dire Boris, che lui ha detto per non sentirmi non lo cambio, perché figuri, cambio il cambiato, metto di nuovo Zanoli. Spero che non è manco una sensazione, diciamo cancellate tutto, perché se non fosse questo invece no, io l'avrei fatto riposare. A me non me ne frega niente che fa il record dei minuti, io preferisco averlo molto meglio per tante partite, più incisivo, che poi dice non ha saltato manco un minuto. Sì, a lui farà piacere, però dobbiamo portare a casa le coppe, ragazzi. Guido, io ti abbraccio e ti saluto e ti ringrazio con questo messaggio. Dice: sei una forma mentale pazzesca, hai detto veramente tutto, finalmente un po' di razionalità basata sui dati, basta con le narrazioni. Guido, e aggiungo anche un ritmo che nemmeno il Napoli di Spalletti. Intanto vi ringrazio per la pazienza, vi posso assicurare, ripeto, ho dovuto metterlo, che ma è stato anche utile rivederle, di capire anche tante cose buone e anche insomma uno spirito di erosione che c'era stata nelle squadre. Poi ve lo farò vedere la prossima volta, l'agendona con tutte. Quindi vi ringrazio per la cortesia, per la pazienza, ringrazio Valerio come sempre, folle che mi chiama, mi invita per l'ospitalità, le amiche Bellini, gli amici Bellini, i vetrai. Intanto ci vediamo, spero, se non è martedì sera, è mercoledì mattina, ma farò di tutto per martedì, promesso, con Killers of the Flower Moon, in modo tale, chiudo questa parentesi, non potrò mai stressarvi, cioè al massimo un video a settimana si può reggere di Guido di Cinema, no? Insomma, è gestibile, già rompe. Un abbraccio a tutti e insomma godiamoci il percorso, concentrati, più campo e meno narrazione. Ci piace. Guido Gentile, e ringrazio tutti voi. Adesso lo so che alla spicciolata magari interverrà qualcuno che entrerà nella live perché chi stava guardando la partita Atalanta, l'Inter eccetera eccetera. Io invece il che fare, abbiamo sforato anche parecchio, siamo a 2 ore e 40 di live, il che significa, lasciate like miei eroi, che l'avete vista tutta, che l'avete recuperata poi dopo. Domani analisi tattica, non so ancora a che ora. Chi è iscritto al canale Telegram, chi mi segue su Twitch, no, proprio Twitch, proprio non c'entra niente, sì, proprio Twitch, proprio assolutamente niente. E poi immagina questo fatto che Kane, no? Che se ne va dal Tottenham, il Tottenham primo in classifica, escono il Bayern che esce dalla Coppa a squadre di Serie C, una roba incredibile. Alle volte il calcio